Lunedì 5 gennaio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. La prima ora, come al solito, la rassegna stampa, la lettura delle notizie, tra poco la pagina meteo, poi gli ospiti. Oggi saremo assieme all'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scocimarro dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 invece sarà con noi Kevin Nicolini, consigliere comunale di Adesso Trieste, nei banchi dell'opposizione. Andiamo con ordine leggendo la situazione meteo dal sito ARPA Friuli Venezia Giulia. Una saccatura affonda verso l'Europa occidentale e una depressione mediterranea si muove verso nord-est, determinando da oggi l'afflusso di aria fredda da nord-est nei bassi strati e area umida da sud-ovest in quota. Le previsioni per oggi, lunedì 5 gennaio, cielo da nuvoloso a coperto, dal pomeriggio sul Carso e a Trieste non è esclusa qualche debole precipitazione sparsa con neve, forse fin sul livello del mare. Soffierà bora moderata da moderata a sostenuta, specie sulla costa e sulle zone orientali, anche localmente forte a Trieste. Le temperature minime tra gli 0 e i 3 gradi, le massime fra i 2 e i 4 gradi centigradi. Ecco perché ci potrebbe essere anche qualche nevischio che potrebbe attecchire al suolo. Non è prevista una coltre bianca in tutto l'abitato o la zona del Carso, ma è probabile che questo in qualche modo avvenga, seppur magari per breve durata, salvo poi sciogliersi con una temperatura che vada sopra lo zero come media giornaliera diurna fin tanto che c'è il sole. Per domani martedì 6, previsione ancora incerta, cielo da nuvoloso a coperto con possibili deboli precipitazioni sparse sulle zone orientali, più probabili sul Carso e a Trieste. Precipitazioni nevose forse fin sul livello del mare, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora sostenuta, forte a Trieste con raffiche per domani che arriveranno fino ai 100 km orari. Le temperature tra gli 1 e i 3 gradi e massime fra i 2 e i 4 gradi centigradi. Lo sguardo settimanale non cambia granché almeno fino a mercoledì, quando il cielo sarà in prevalenza variabile con maggior nuvolosità ad est. Comunque nella prima parte della giornata sulla costa ancora bora da moderata a sostenuta, si andrà anche sotto lo zero secondo le previsioni ARPA per mercoledì, tra i -1 e i +2 gradi. Difatti le temperature minime e le massime fra i 2 e i 5 gradi centigradi, con però la minor probabilità di precipitazioni e quindi anche caduta di neve al suolo. Queste le previsioni del meteo. Chi ha già messo il naso fuori dalla finestra avrà percepito comunque il freddo in media con la stagione invernale a Trieste, e quindi anche la raccomandazione è quella di coprirsi e poi di fare attenzione anche lungo le strade, qualora si dovesse scegliere il mezzo a due ruote, che sia a motore o sia a pedali, proprio in virtù del vento ma anche del freddo. Andiamo a leggere le notizie del piccolo, cominciando con la prima pagina di oggi. E all'evidenza in primo piano c'è la cronaca locale. Ferito da 2 coltellate in mezzo alla mischia, largo Barriera è un caso. Rissa con 20 persone, il rione è diventato zona di scontro tra bande. Un giovane a Cattinara con lesioni gravi, si indaga per tentato omicidio, sullo sfondo lo spaccio di droga. Al termine della lettura delle notizie andremo a vedere il servizio di Laura Bucarella proprio su questo episodio che di nuovo riporta Largo Barriera al centro della cronaca locale, con fatti di sangue e accoltellamenti e risse che infastidiscono e non poco tutta la città, ma in particolare chi abita in zona. L'altra notizia invece è la vendita a 3,5 milioni dell'attico di Palazzo Drer. Qui in foto la caratteristica facciata di Palazzo Drer, all'angolo tra via Cassa dei Risparmi e Piazza della Borsa, come lo vedete dalla foto del piccolo. Sul mercato gli spazi del prestigioso immobile, nel palazzo vicino un negozio di calzature da montagna. Così spiega la didascalia sulle destinazioni d'uso della zona
anche con la facciata poi del Palazzo Drer e la vendita dell'attico proprio di Palazzo Drer. Polidori, e ci spostiamo a Muggia, 10 euro il ticket d'entrata per il carnevale, l'idea del sindaco di Muggia, poi leggeremo maggiori dettagli su questa ipotesi su un ticket per il carnevale muggesano, la leggeremo come detto pagina 19. Fratelli d'Italia, la presidenza della regione aspetterà a chi vince le politiche, così i temi di stretta attualità politica partitica in seno alla maggioranza regionale, il commento, il muro caduto, una svolta per l'Unione Slovena, questo lo firma Roberto Morelli. Francesco Iori invece a pagina 11, fine vita, resta soltanto l'ignavia del Parlamento, così a pagina 11 come detto. Maduro in cella, andiamo alle notizie di attualità internazionale. Trump minaccia la vice e punta anche alla Groenlandia. Gli Stati Uniti sempre più aggressivi con lo scenario internazionale e Maduro che è agli arresti negli Stati Uniti. Ripiombati nell'era degli imperi, scrive Renzo Guolo. La sua analisi verte proprio sulle mosse degli Stati Uniti, le più recenti con la cattura di Maduro in Venezuela. Cosa succederà ora in Venezuela? È la domanda che rimbalza in tutti i network americani e nelle cancellerie di mezzo mondo, mentre Nicolás Maduro è finito con la moglie in una famigerata prigione newyorkese dopo aver rifiutato a dicembre una proposta di esilio in Turchia. La sua vice Delcy Rodriguez è ora presidente ad interim, ma è già stata minacciata da Trump. Se non fa quello che è giusto rischia anche lei. Trump poi rivendica la Groenlandia facendo irritare i danesi, anche perché Trump ha affermato come la Groenlandia sia strategica per la difesa statunitense. La Danimarca ha risposto sì, ok, ricordiamoci che anche noi siamo nella NATO, hanno risposto proprio i danesi. Dalla regione, cambiamo nuovamente argomento, 10 milioni per nuovi hotel a 4-5 stelle, fino al 30% dell'investimento con il business del turismo appoggiato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Il Rione del Re, chicca popolare nel punto urbanistico che è inserito nelle pagine della cultura. Scacchi, passione per giovanissimi invece al torneo internazionale a pagina 18. Con lo sport ci sono diversi argomenti anche per un inserto corposo all'interno del piccolo che si occupa proprio di sport. Parlando però di risultati locali, la pallacanestro 89-87 a Trento, Trieste domina ma poi crolla, ultimo quarto da incubo e tanto è bastato alla squadra di coach Israel Gonzalez per non riuscire a spuntarla nella partita di ieri, andato sotto di 2 all'ultimo secondo. Il team giuliano non è riuscito a vincere. La nazionale domani a Chiarbola, la nazionale di pallamano, grande ritorno per gli azzurri che arriveranno a Trieste nella sfida amichevole contro la Romania in vista poi delle gare degli europei, ed è un palcoscenico quello di Trieste che torna a ospitare la nazionale e che lo fa in una partita di un certo prestigio proprio in vista poi delle competizioni internazionali. Andiamo con ordine proprio dalle pagine della cronaca locale, quelle che ci portano alla pagina interna del piccolo con la vendita di Palazzo Drer, corsa a Palazzo Drer, già presi l'attico di lusso e gli spazi più ambiti, area commerciale acquisita dall'immobiliare friulana Nord della famiglia Pillosio. L'alloggio toppa una triestina residente negli Stati Uniti, prezzo record di 7.000 euro al metro quadro. Nella storia 3 cambi di proprietà, quella storia dell'immobile, no bed and breakfast e studi medici ai piani alti, così il regolamento condominiale. L'alloggio più piccolo da 92 metri quadrati, le proposte che sono arrivate proprio per questi spazi del prestigioso edificio. Mascarello, presidente della società proprietaria, ha affermato c'è interesse e ora si punta a promuovere la parte residenziale.
Assegnati anche l'ex museo, il locale che ospita l'Harris Piccolo e gli uffici locati a Mediolanum, il palazzo visto da Piazza della Borsa nella foto che vedete qui in pagina al Piccolo, quella proprio che accanto al palazzo della Camera di Commercio si poi legge per caratteri cubitali la scritta Borsa, che richiama il palazzo della Borsa di Trieste. Dal bridge agli scarponi arrivano nuovi negozi al posto dell'ex circolo. La svolta per l'edificio tra le vie Cassa di Risparmio San Nicolò, al piano terra calzature e abbigliamento per gli sport di montagna. Iniziati i lavori per lo store di Mango, con la catena spagnola pronta ad approdare a Trieste, al posto dell'Expo Mittelschool la casa del ristorante Bistellato. Dopo un intervento di completa ristrutturazione durato quasi 7 mesi, lo scorso agosto ha riaperto le porte a Palazzo Drer il ristorante 2 stelle Michelin Harris Piccolo, che così, dopo aver lasciato quella del Grand Hotel Duchi d'Aosta dalla scorsa estate, ha una nuova casa, quella di via San Nicolò, al piano terra, negli spazi che per anni avevano ospitato l'Expo Mittelschool, per intenderci, nell'importante investimento che ha completamente rivoluzionato e trasformato quel locale. Sono coinvolti come soci gli stessi chef Matteo Metuglio e Davide Depra, l'imprenditore trissino Paolo Bastiani e l'avvocato Andrea Leonardo Pedeferri. E questi sono infatti i profili coinvolti nella ristrutturazione, con gli chef stellati che ora potranno aprire una nuova sede ristorativa di un certo livello proprio in via San Nicolò. Quel tratto di scarso passaggio, il tratto di via San Nicolò, quello che dalle rive porta verso l'incrocio tra via Cassa di Risparmio e la via San Nicolò stessa, ed è quello considerato di minor flusso, vuoi per un numero minore di locali rispetto al resto della via, vuoi anche per un via vai che ha meno interesse da parte dei cittadini e dei turisti dalle rive proprio verso l'incrocio con via Cassa di Risparmio, rispetto invece a quanto tanti adoperano, ovvero il passaggio tra via Canal Piccolo, o meglio la zona di attraversamento dove c'è proprio Palazzo Drer, o dalla parte opposta provenendo dal Ponte Curto. Quelli invece sono gli spazi più gettonati a piedi da cittadini e turisti. Altra pagina, altro argomento: Hortus Mentis unisce i licei Dante e Petrarca, alimentare la cultura, l'associazione di un gruppo di studenti e un contributo per la città, offerta dedicata ai giovani per stare insieme, crescere e imparare. Qui i fondatori dell'associazione culturale Hortus Mentis, nata da un gruppo di liceali maggiorenni di Dante e Petrarca. Qui in foto tutti assieme. Scuole dell'infanzia e iscrizioni ai nidi, sabato la giornata, all'appuntamento online per le famiglie seguiranno le porte aperte delle singole sedi. Previste le domande a sezione primavera e categorie piccoli e medio-grandi, con l'anno scolastico 2026-2027 e le giornate dell'infanzia, nelle quali il Comune di Trieste fornirà alle famiglie online tutte le informazioni su Open Day, modalità di iscrizione ai nidi e scuole dell'infanzia per l'anno educativo 2026-2027. La valvola dei record pronta per il viaggio verso l'Arabia Saudita, prodotta da Orion, è la più grande del mondo, ha avuto anche l'eccellenza del Guinness dei primati. Nelle settimane scorse la presentazione proprio nello stabilimento Orion che ha in grande stile voluto presentare questa maxi valvola, e poi arriva il grande freddo, lo leggiamo accanto, neve a bassa quota e forti raffiche di Bora, la sferzata di maltempo invernale che già interessa l'abitato, con le temperature che si sono abbassate, il vento invece viceversa che si sta alzando. Ci spostiamo alla cronaca con Largo Barriera, come dalla notizia principale della prima pagina del Piccolo: 2 coltellate durante una rissa, giovane ferito, caccia all'aggressore, grave lesione al polmone per un 24enne operato d'urgenza, si indaga per tentato omicidio, ancora violenza nella zona di Largo Barriera, l'ombra dello spaccio dietro a questa nuova aggressione, questo nuovo episodio che fa preoccupare i residenti. Andiamo a scoprire di più nel servizio di Laura Buccarella.
Accoltellato durante l'ennesima rissa in piazza Garibaldi, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina versa in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara, ferito in 2 punti da una lama al gluteo e al torace. È stato trovato ieri sera verso le 7, sanguinante, accasciato su una sedia di un bar dai soccorritori giunti sul posto dopo la segnalazione di una maxi rissa tra almeno 20 persone, per lo più straniere, che però all'arrivo delle forze dell'ordine si erano già dileguate, lasciando solo il giovane ferito. Entrambe le lesioni sono profonde, in particolare quella al torace ha provocato anche un danno polmonare, anche se il ragazzo non è in pericolo di vita. Il giovane era in stato confusionale sia per lo shock dell'aggressione subita, sia per la probabile assunzione di sostanze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che hanno subito portato il ferito al pronto soccorso, sono intervenuti gli agenti della questura e la polizia locale, che ha avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti, acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona, da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. La rissa sarebbe andata in scena in un'ampia area tra Piazza Garibaldi, Largo Barriera, le vie Parini e Pascoli e avrebbe provocato anche il ferimento di altre persone. Le indagini procedono nel massimo riservo da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria della locale, tra le ipotesi quella di una guerra in atto tra diversi gruppi dediti ad attività criminali in città. Così dalla pagina del Piccolo, accanto leggiamo: assale i carabinieri in via Mamiani, arrestato il controllo antidroga, un anormale controllo antidroga che si trasforma improvvisamente in un'aggressione nei confronti dei carabinieri. Sabato sera i militari dell'Arma hanno arrestato un giovane cittadino originario del Gambia. L'uomo, che era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine, è stato fermato in via Terenzio Mamiani nel corso della notte tra sabato e domenica. La pattuglia voleva eseguire alcuni accertamenti sulla persona e all'interno della sua abitazione sembra che il ragazzo avesse appena acquistato della sostanza. Ancora notizie: trauma cranico dopo la caduta, sta meglio la sciatrice 18enne triestina, soccorsa in pista a Tarvisio e poi ricoverata, come detto, a seguito di questo infortunio. Fermato invece in via Zanetti un 50enne ubriaco che minacciava i passanti in mezzo alla strada, camminava pericolosamente in mezzo alla strada gridando frasi minacciose all'indirizzo di chiunque, rischiando di essere investito. Sabato sera, poco dopo le 23, i carabinieri e la polizia hanno fermato e identificato un 50enne triestino davanti alla sinagoga. L'uomo versava in evidenti condizioni di alterazione alcoliche e aveva un comportamento piuttosto molesto, insultava i passanti cercando anche di intimidirli. È stato poi, come detto, fermato dalle forze dell'ordine. Andiamo a tutt'altro argomento: re, alfieri, torri e cavalli, la passione degli scacchi conquista i giovanissimi, meglio dei videogiochi. Uno di fronte all'altro, la sfida fra giocatori con lealtà e senza limiti di età. I triestini hanno un comune denominatore scoperto durante il lockdown. Riccardo è iniziato quando il nonno non poteva uscire di casa durante il Covid e ora se la vede con il fratello Gabriele. Nicola dice: ero agitato, in famiglia mi è stato detto che questa disciplina calmava e ha funzionato. Questi alcuni dei volti di chi ha giocato, ha partecipato a questa edizione del torneo, che ci racconta meglio nel dettaglio nel prossimo servizio. La prima mossa sulla scacchiera ha dato il via all'8ª edizione del torneo internazionale di scacchi all'Hotel Savoia. A curare la parte tecnica è l'Accademia di Scacchi ASD, forte anche dell'organizzazione del Festival internazionale di Lignano Sabbiadoro. E avremo 2 tornei, uno intestato all'hotel e uno il Memorial Rothman, che era un socio benemerito che ha sempre aiutato sia la nostra associazione che tutti i principianti degli scacchi, e infatti è dedicato agli amatori. Presenti anche quest'anno grandi maestri internazionali e alcuni giocatori ipovedenti che hanno gareggiato su scacchiere speciali. Abbiamo quest'anno anche dei giocatori ipovedenti con le loro particolari scacchiere, in cui loro analizzano e guardano le mosse tastando con le mani ovviamente. Poi le mosse vengono riportate all'avversario su una scacchiera tradizionale, vocalmente. La principale novità di questa edizione è costituita dal fatto che per la prima volta l'Accademia utilizza un sistema ottico che riprende le partite e le trasmette online. Anche a questa edizione prendono parte al torneo giocatori da Italia, Principato di Monaco e Croazia. Abbiamo la presenza di gran maestri molto famosi e abbiamo anche dei giovani molto promettenti
e il torneo durerà 5 partite in 3 giorni. 3 giorni di sfide ad alto livello che si disputano su 5 giorni di gioco. Il tempo di riflessione per tutti i tornei di 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa. Una scacchiera senza barriere e l'amicizia tra Diego e Gennaro, un gruppo di ipovedenti con una piccola accortezza può vincere. Viene raccontata una storia di inclusione proprio all'International Chess Tournament dallo Star Hotel Savoia, che ha aiutato ad abbattere diverse barriere, in questo caso per andare incontro a chi ha una disabilità. Andiamo all'intervista al sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Carnevale a Muggia con ticket a 10 euro, io sindaco a Trieste, allo studio l'ingresso a pagamento, residenti esclusi per scoraggiare i Maranza. Il voto nel 2027 di Piazza vuole un imprenditore, eccomi, oppure mi ricandido a Muggia. A tutto spiano Paolo Polidori, come detto sindaco di Muggia, che ha parlato tanto del Carnevale quanto del suo mandato proprio come sindaco a Muggia, ma anche in vista del 2027 con le elezioni che accomunano proprio Trieste e Muggia come scadenza e la possibilità di rivedere Polidori a Trieste. È stato vice sindaco, la poltrona che andrà a essere ambita da diversi ancora ignoti candidati è quella di sindaco, e non è escluso che ci sia anche il suo nome come sintesi di una candidatura nel centrodestra. Poi vedremo però nelle pagine regionali come ci sia una indicazione da parte del partito di maggioranza della coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia, che dice quando si parlerà di candidature lo si farà con i numeri alla mano di chi fra i partiti ha preso più voti, ma ci arriveremo. Intanto Polidori nella sua intervista ha parlato di diversi argomenti. Castello venduto, sveleremo che dietro la compravendita c'è una bella storia. Per i muri lordati con lo spray c'è chi pagherà. Il raddoppio della galleria, dopo la sentenza del TAR valutiamo se integrare l'istruttore o presentare ricorso in Consiglio di Stato. Il terminal ungherese, ultimato sì, si potrebbe fare una zona franca, l'autorità di sistema portuale dovrà portare anche il nostro nome. Per il centro sportivo della Triestina, la nuova proprietà della Triestina Calcio conferma l'interesse per il progetto, il terreno è negli asset societari e proprio per questo c'è ottimismo per il futuro centro sportivo della Triestina da realizzare in zona Montedoro. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia locale per tutte le informazioni relative a segnalazioni, viabilità e eventuali cantieri. Lo chiediamo all'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Prego. Allora, per quanto concerne la nottata appena passata, è stata una nottata molto tranquilla per le nostre pattuglie, non abbiamo registrato incidenti fortunatamente e alcuni interventi di routine. Adesso attualmente il traffico è molto scarso da quanto possiamo vedere su tutte le strade comunali, non abbiamo avvisi di intralci, congestioni oppure incidenti attualmente. E ricordo solo che questa sera alle 20:30 presso lo Stadio Rocco si svolgerà la partita triestina Alcione Milano. E per quanto concerne divieti e chiusure, ricordo che saranno attivi i divieti sul piazzale Atleti Azzurri d'Italia e sarà in vigore la chiusura di via San Pantaleone da via Cesare Rossi a via Miani. Una nostra pattuglia sarà sul posto dalle 18:30 per viabilità. E ricordo ancora che per quanto è previsto l'abbassamento di temperatura e neve anche nel nostro comune, segnalo che la Cegas ha già provveduto alla salatura delle strade dell'altipiano e delle principali vie di accesso all'ospedale di Cattinara. E chiaramente in caso di presenza di neve al suolo invito i conducenti a fare attenzione mentre appunto si trovano alla guida. Non abbiamo in agenda per la giornata odierna appuntamenti o quant'altro manifestazioni,
per cui vi ritornerei la linea augurando una buona giornata a tutti. Una buona giornata anche a lei e ai colleghi, buon lavoro, grazie ancora e a presto. Grazie. Proseguiamo con le pagine del Piccolo, andiamo in quelle che si occupano delle segnalazioni. La Luna e un abete che si fanno compagnia nella foto in alto a sinistra, Ponte Rosso, la magia dei riflessi sul canale invece nella foto in alto a destra, feste, mercatini e negozi, i cani soffrono in luoghi affollati, si parla di animali da compagnia, in particolare in quelli che sono i punti più affollati della città, che siano consueti o temporanei, come possono essere i mercatini, e il fatto che proprio i cani in particolare soffrono questi luoghi affollati, e quindi il consiglio che poi si legge nell'articolo è quello, quando possibile, di fare a meno di portarli proprio in determinati luoghi, in determinate situazioni. Altre foto ci portano con il vento, il cielo scuro sulle rive e la mula che guarda verso Miramare, con nello sfondo le montagne oltre che alle navi in rada nella parte più bassa della foto. Come anticipavamo, esiste in questa edizione del Piccolo un corposo inserto del Nord-Est Eventi che si occupa di sport, pallamano. Trieste fa ancora la storia, dopo 28 anni la nazionale ritorna a giocare un campionato europeo e ha scelto il Nord-Est per l'ultimo impegno prima di partire per la Svezia. Un doppio ritorno, l'Italia non poteva che ripartire dal Palachiarbola, scrive Giovanni Armanini nel suo commento. Il presidente della FIGH Podini: a questa città dobbiamo molto, Federazione Italiana Gioco Handball, pallamano per dirla in italiana, caccia i danesi che a casa loro vogliono diventare campioni di tutto, tutte le stelle in Scandinavia per il torneo continentale. All'interno infatti ci sono gironi, sfidanti, squadre chiaramente con le rose e i più quotati per arrivare fino alla finale. Trieste emblema del nostro sport, Podini leader della federazione, Chiarbola come San Siro immancabile in Serie A Gold. Nel 93 proprio qui vinse il tricolore, lo stesso Stefano Podini, che nasce a Bolzano nel 62, imprenditore affermato in ambito internazionale, vive da sempre in simbiosi con il mondo dello sport, che in particolare della pallamano, visto che dal 2024 ne è presidente della federazione. La nazionale, gruppo dell'anima mediterranea, ma teutonico nella mentalità. La nazionale azzurra viene così dunque definita. Si comincia venerdì 16 con l'Islanda, questo è il calendario delle partite della Kermesse europea, e qui invece in impaginazione doppia la squadra azzurra che si presenterà in Svezia e anche a Trieste per l'amichevole contro la Romania. Verso Euro 2026 tutti a caccia della Danimarca, campione mondiale in Scandinavia, un torneo fatto di sport e appartenenza, coi padroni di casa che partono un gradino sopra tutti. Oltre ai danesi anche Svezia, Norvegia e Francia sono le grandi attese di un'edizione epocale che riporta lo sport alle sue origini. La parte del leone la fa la Bundesliga con ben 106 atleti. Infatti in Germania la pallamano ha qualche marcia in più rispetto agli iscritti e alle squadre che poi compongono lo scacchiere dei tornei. Andiamo adesso all'incontro in municipio e il plauso di Di Piazza agli organizzatori del torneo internazionale di Chess Pong, qui proprio incontro tra il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che ha incontrato nel salotto azzurro Giovanni Marchesic, membro del comitato organizzatore del secondo torneo internazionale di Chess Pong svoltosi a Trieste il 21 di dicembre. Oltre a essere giocatore e anche organizzatore, il giovane Giovanni Marchesic, che insomma ha fatto vedere come in entrambi i fronti se la sta cavando piuttosto bene. Noi ora ci fermiamo per quanto riguarda la lettura dei giornali
per qualche minuto di pubblicità, torneremo con la lettura della pagina sportiva più per esteso, ovvero non soltanto l'inserto dedicato alla pallamano, ma anche la sconfitta della pallacanestro Trieste contro Trento, ma tutte le altre notizie sportive. A seguire andremo invece a leggere le pagine nazionali e internazionali del piccolo. Breve pausa, tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste per la prima ora di rassegna stampa. Vi anticipo nuovamente gli ospiti che saranno con noi questa mattina, ovvero l'assessore regionale ad ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, con noi dalle 8 alle 9, il consigliere di Adesso Trieste in Consiglio Comunale a Trieste Kevin Nicolini dalle 9 alle 10. Proseguiamo con le pagine sportive, con il piccolo, le pagine che si occupano del basket, blackout senza fine. I biancorossi dominano la partita ma si spengono nell'ultimo quarto e subiscono la rimonta di Trento. La sconfitta mette in bilico la qualificazione al Final 8. La partita si è giocata a Trento, è finita 89-87. Per 2 punti, un canestro per così dire, non è riuscita la squadra giuliana a vincere e a portare a casa quello che per larghi tratti è stato un risultato che Trieste aveva portato dalla sua parte e poi invece sciupato nel finale. Le giovanili, il Next Gen Cup in Emilia Romagna, l'Under 19 biancorossa sfida Brescia. Tornando alle foto, i protagonisti della sconfitta di ieri a Trento, Gonzalez deluso, partita buttata via in modo strano, così il tecnico biancorosso. Un senso di incredulità per quanto accaduto sul parquet di Trento con Trieste, che pronta a festeggiare una vittoria che non sembrava in discussione si è buttata via. Un passo falso di una pesantezza unica che ora la squadra di Trieste rischia seriamente di restare fuori dalle prime 8, vedendo sfumare il traguardo delle Final 8 di Coppa Italia. E difatti la classifica che vedete parla chiaro. Trieste si trova nella seconda metà, per così dire, della classifica della Serie 1 di basket, comandata dalla Germani Brescia, con pari punti assieme alla Virtus Bologna. Poi ci sono in ordine Dertona Tortona e Olimpia Milano a 20 punti, la Reyer Venezia 18, a 12 un lungo borsino di squadre, tra cui anche Trieste, e contiamo Varese, Napoli, Vanoli Cremona, la Dinamo Sassari, Aquila Trento e proprio Trieste. Old Wild West Udine 10 punti, Cantù e Reggiana a 6, ultima la Nutribullet Treviso a 4 punti. La prossima sfida Aquila Trento Trieste è già stata giocata. Trieste Cantù l'11 gennaio ore 17, a Trieste il giorno 11, come detto, la possibilità per la squadra di potersi immediatamente riscattare. Poi il lutto che leggiamo nella pagina della classifica del basket: 85 anni, si è spento Blasone, maestro e coach dei giovani. Un momento che toglie il fiato, un silenzio che arriva all'improvviso dopo una vita passata tra il fischietto e il rumore delle scarpe che stridono sul parquet. Ieri mattina coach Mario Blasone ha posato la lavagnetta per l'ultima volta a 85 anni, chiamando quel time out definitivo che ci lascia tutti a bordo campo smarriti a guardare una sedia vuota che peserà come un macigno. Con Blasone non scompare solo un tecnico straordinario, ma un riferimento umano che ha saputo dare un senso profondo al suo lavoro, qui ricordato anche in foto al piede della pagina del basket. Incognita Alcione invece per il calcio, e siamo alla Triestina. Stasera l'Unione è chiamata a un'altra prova di cuore nonostante le voci di mercato. Parla Tilio Tesser, dice situazione delicata ma non molliamo. Al centro della difesa rientra Silvestri, che dovrebbe far coppia con Moretti nel 4-3-3 di mister Tesser. Matosevic in porta, come detto Silvestri e Moretti al centro, Pedicillo
come terzino destro e Anzolin invece sul versante sinistro. Ionizza, Johnson e Vozza a centrocampo nella linea a 3, D'Urso e Gunduz alle spalle di Klialic. Invece, per quanto riguarda i due trequartisti e l'attaccante scelto da Tesser nella gara contro l'Alcione Milano, si gioca stasera allo Stadio Rocco alle 20:30, arbitra Gianluca Guidaldi di Rimini, assistenti Rosani Alfons Rocco, Matteo Sadicai, quarto uomo Michele Maccorin. In diretta Sky e Now al canale 252 contro l'Alcione Milano, allenato da Giovanni Cusatis, che si schiera con un modulo speculare e il 4-3-3, come detto, che si ripropone anche per quanto riguarda gli ospiti. La Triestina, che come è meglio noto si trova a risalire dalla pesante penalizzazione subita in questo campionato, di meno 23 punti che stanno segnando e non poco il campionato rosso-labardato, meno 2 ora da recuperare per ripartire da zero e cercare di inseguire almeno la Propatria. La penultima posizione vorrebbe dire play-out e possibilità di spareggio, come 19esima con tutti gli sfavori del caso, ovvero il campo in trasferta, cioè la Triestina non potrebbe beneficiare di giocare allo Stadio Rocco, con un risultato unico su cui contare, ovvero la vittoria. In caso di pareggio vincerebbe l'eventuale avversaria, e anche con le differenze reti e statistiche varie che andrebbero sicuramente a creare nei confronti delle altre squadre un vantaggio, ma già arrivare al play-out per la Triestina sarebbe un obiettivo. Poi dovrebbe giocarsi la partita dentro o fuori, ma ora come ora si parla di ultima posizione a 14 punti dalla Propatria, come detto, che è davanti, quindi prima testa a non arrivare ultima e poi eventualmente allo spareggio. Andiamo avanti con le notizie del piccolo, perché c'è stata anche la corsa della Bora, quella dell'edizione 2026, con Guidolin e Lemoine primatisti della gara. Per il secondo anno trionfa la stella della Trieste Atletica e c'è l'assolo dell'italo-francese. 3.000 in gara da 40 paesi. Vediamo il racconto di immagini e voce nel servizio andato in onda ieri nel nostro telegiornale. 6, 5, 4, 3, 2, 1, partiti! Il vento c'era, l'atteso del tempo pure all'edizione 2026 della corsa della Bora. I vincitori sono l'atleta italo-francese Nicolas Lemoine e per il secondo anno consecutivo la triestina Nicole Guidolin. I due runner hanno conquistato il primo posto maschile e femminile nella gara Regina, l'Anniversary Ultra da 105 km, con partenza da Porto Piccolo allo scoccare della mezzanotte. Lemoine ha concluso l'impegnativo ring lungo 3 riserve naturali carsiche in 10:38:58, mentre Guidolin, tesserata Trieste Atletica, ha tagliato il traguardo in 11:59:57. Molto bella e molto dura, almeno lo stesso livello, se non di più. Per come è andata, i primi 50 erano piacevoli, divertenti. La Vallorusanda è stato, secondo me, uno dei posti più belli, perché anche 3 anni fa c'ero passato con lo zaino in spalla, e dopo per me è stato più difficile. Diciamo che le vittorie non sono mai scontate, e sono partita la favorita, ma non è detto finché non si taglia il traguardo. I primi 30 km non sono stati facilissimi per qualche problema fisico, e poi però ho trovato un buon ritmo, ho recuperato e ho finito meglio dello scorso anno anche, quindi devo dire sono soddisfatta assolutamente della gara. L'11ª edizione dell'evento più atteso di trail running invernale in Italia, organizzato dall'ASD Sentiero 1, si è conclusa sotto un sole splendente con un record di iscritti, ben 3.361. Viste le insistenze dei concorrenti, l'organizzazione ha infatti revocato il tetto massimo di 3.000 iscritti inizialmente
inizialmente previsto. Sono state 8 le distanze percorse dagli atleti nella giornata di oggi, tutte gare ad anello con partenza e arrivo a Portopiccolo, dove hanno avuto luogo anche le premiazioni alla presenza delle autorità locali. Billy Curtis risulta il primo uomo della 57. Andiamo alle notizie dello sport dilettantistico. Un rosso di troppo, San Luigi KO col Mestre, ma pesa l'inesistente espulsione a Crosara alla mezz'ora. Veneti avanti con Marcandella su rigore e Corti accorcia forte, la chiude poi Rabbas, finita 3-1 a San Luigi contro i veneti del Mestre. Poker Treviso al Portogruaro, belli e vittoriosi, Charlins e Brian Lignano tra le altre gare della categoria. Traballi, Tatù e Serramenti, i 200 gol di Bomber Pagliaga li dedico tutti a mio papà. Qui il Bomber Pagliaga assieme al padre Giorgio viene raccontato il personaggio attraverso i tanti gol messi a segno dallo stesso centravanti. Eccellenza Juventina, la Coppa Italia è tutta tua, il trofeo regionale con Zucchiatti e Breganti che piegano la resistenza della Sanvitese, i Sontini padroni del campo, friulani mai realmente in partita. Il post, le lacrime del presidente Kerpan, ora siamo tra le grandi dei Friuli Venezia Giulia con la Juventina che attraverso la vittoria 2-0 contro la Sanvitese ha potuto sollevare la Coppa Italia d'eccellenza. Un epilogo più che giusto viene raccontato, a Gemona del Friuli ha vinto la squadra più forte. Nel foto si vedono la gioia dei giocatori della Juventina nell'alzare la Coppa Italia d'eccellenza e poi una giocata di Edison Hoti, uno dei migliori del match di ieri. Dal ricordo del terremoto del 76 al tripudio dei tifosi biancorossi, il match sugli spalti del Simonetti. Viene raccontato anche non solo ciò che è successo in campo, ma tutto il tifo subito sugli spalti. Andiamo al basket. La Falcon Stars ci si inceppa ancora a Padova, terza sconfitta di fila. I bisiacchi del tecnico Andrea Beretta cedono anche sul campo della Virtus. Pontoni senza Romanin, vanno in doppia cifra Gallo, Sanad ed Andrea. Lo Jadran non ce la fa, si sveglia troppo tardi con il Castel San Pietro, terminata 75-65. Pallanuoto, le orchette tornano in acqua, stiamo crescendo, dice coach Paolo Zizza che vedete in foto. Oggi il primo allenamento del 2026 per il team del tecnico napoletano, possiamo e vogliamo dire la nostra in Italia e in Europa. Canottaggio, da Matteo Trevisan a Frank, la carica dei 23 atleti del Friuli Venezia Giulia in gara con la maglia azzurra. Per le arti marziali a San Vito le premiazioni dei migliori judoka FVG con gli atleti della ginnastica. Andiamo alla Serie A, la risposta dell'Inter al Milan e al Napoli, 3 gol al Bologna per tornare in vetta. Segnale scudetto della formazione di Chivu, 3-1 a San Siro, apre Zelinski, quindi Lautaro Martinez e Thuram accorcia Castro per il Bologna. Il Chelsea vuole Tonali nel mercato invernale, c'è ancora gennaio per poter ritoccare le proprie squadre. Conte padrone all'Olimpico, la Lazio cede di schianto 2-0 contro il Napoli. Kean segna nel recupero, la Fiorentina può respirare dalla situazione difficile di classifica in cui si trova la Viola con Moise Kean a segno vittorioso contro la Cremonese. Il Torino sbanca a Verona, ne mette nei guai l'Hellas, il colpo esterno dei Granata. Lo sci alpino sempre più della Mea, sesto posto per la Tarvisiana nello slalom di Kranjska vinto dalla Rast, è il miglior piazzamento in assoluto per la friulana in gran forma per i giochi. Sci di fondo, il Tour de Ski in Val di Fiemme all'americana Jessica Diggins, poi Australian Open, solo streaming, ecco come vedere Yannick Sinner, servirà un abbonamento a Discovery Plus o ai distributori DAZN, Team Vision, Prime Video o HBO per poter vedere uno degli slam, quello d'Australia, è Sinner che ha sollevato per 2 volte la coppa proprio degli Australian Open. In Australia United Cup Amara l'Italia finisce KO contro la Svizzera. Ora torniamo all'interno delle prime pagine del Piccolo per occuparci di questioni completamente diverse. Si parte dal turismo, hotel 4 e 5 stelle,
6 nuove strutture, la Regione ha dato il via libera ai contributi per 4 progetti in Friuli, 1 a Trieste e 1 a Corbons. Gli incentivi ammontano complessivamente a 10 milioni, coprono fino a un massimo del 30% dell'investimento. Bando Hotel 4-5 Stelle, come aveva annunciato l'assessore regionale Bini, progetti finanziati per adesso 6, risorse stanziate 10 milioni di euro. Domande ammissibili al contributo in totale sono state 12. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'offerta su tutto il territorio, favorendo la costruzione di immobili di fascia alta. Quasi 150 le case vacanza che saranno ristrutturate, fondi per l'albergo diffuso, approvate le richieste per sistemare gli alloggi, soprattutto a Grado e a Lignano. In montagna sostegno alle iniziative collettive mirate a favorire la vitalità dei borghi. L'assessore Bini dice il turismo è una leva fondamentale per l'economia, puntiamo a uno sviluppo duraturo e competitivo, così l'esponente della giunta Fedriga. Blitz americano, Maduro resta in cella, Trump alza il tiro e vuole la Groenlandia, il presidente deposto del Venezuela oggi comparirà in aula in tribunale. Il tycoon minaccia la vice Rodriguez, faccia le cose giuste o pagherà più di lui, ha detto Trump. Il monito di Leone, vengano garantiti la sovranità nazionale e lo Stato di diritto, così il Papa. Il profilo Delcy, la tigre, esperta di oro nero, e lei la protagonista della transizione. Occhi puntati su Delcy Rodriguez e non su Corina Machado. Nelle ore drammatiche dopo la fine del regime di Caracas è lei la tigre del chavismo, come era chiamata da Nicolás Maduro, uno dei protagonisti della difficile transizione venezuelana, sempre più piena di rischi e incognite. Gli Stati Uniti nelle ore successive al raid hanno subito guardato a lei, a un esponente di spicco della Repubblica Bolivariana del Venezuela, grande esperta del mercato petrolifero, e non alla leader d'opposizione, premio Nobel per la pace, Corina Machado, amata dall'Unione Europea ma scaricata in diretta TV da Donald Trump. Era stata Delcy sabato mattina la prima dirigente del regime a intervenire pubblicamente dopo l'operazione militare statunitense, condannandola e chiedendo agli Stati Uniti di provare che Maduro fosse ancora vivo dopo la cattura. E all'indomani diventa la donna forte di Caracas dopo essere stata nominata dalla Corte Suprema presidente ad interim per l'assenza forzata di Maduro, come dichiarano i giudici. L'ascesa del segretario di Stato Rubio, ora è anche il viceré del Venezuela. L'esito del dossier misurerà le sue chance di correre in autonomia nel 2028 alla Casa Bianca. Meloni parla al telefono con Machado, senza il regime una nuova speranza. Salvini rompe il silenzio, la strada è la diplomazia. La sinistra dice cosa succederà quando toccherà la Groenlandia, e questo è un tema che poi ha sollevato lo stesso Trump senza mezze misure, parlando di Groenlandia e della sua necessità di arrivare all'isola per una questione di politica e sicurezza interna, laddove la Danimarca gli ha risposto: ricordati che siamo nella NATO anche noi. Attesa per Trentini, Tajani apre, proveremo a liberarlo presto. L'Unione Europea trova compattezza, Budapest si stila e segna una nuova via. La dichiarazione sostenuta da 26 Stati membri: rispettare il diritto e la volontà del popolo. Gli Stati Uniti e il Sud America come proprietà, eccoci piombati nell'era degli imperi, l'analisi è di Renzo Guolo. Il dissidente non è finita, gli americani cattureranno ancora altre persone. L'imprenditore friulano Marcos Polesel, Trump farà cadere i clan, non ne potevano più, ma il Venezuela nessuna guerra civile. Così il 58enne friulano che parla della situazione internazionale. La tragedia di Crans-Montana, e torniamo in Svizzera, a quella che è stata la tragedia di Capodanno, tutti identificati i 6 ragazzi italiani morti, l'ambasciatore, un disastro evitabile. Oggi un volo dell'aeronautica militare riporterà nel nostro paese le giovanissime vittime dell'incendio di Capodanno. In Svizzera venerdì 9 sarà giornata di lutto nazionale. Davanti al locale lacrime, commozione e un grande applauso per tutti i soccorritori, come scrive oggi Thierry Pronesti nell'articolo che ci porta alla tragedia di Capodanno, con il pesantissimo bilancio di vittime
di giovani e giovanissimi, tra cui 6 italiani, come detto, morti in questo incendio. L'addio a Riccardo, il liceale di Roma, che amava la montagna, le parole del sindaco Gualtieri, del governatore Rocca, la funzione anche il cardinale Zuppi, il dolore di Bologna per Giovanni, un ragazzo brillante. Giovanni Tamburi, dolore e le lacrime, il silenzio e le preghiere. Questo per commemorare gli italiani scomparsi. Sono tanti i ragazzi, oltre 40, ad aver perso la vita in questo tragico incendio in Svizzera. Il turismo, siamo ad altro argomento, il turismo riempie le casse comunali sulla costa alle città croate più ricche, lo sviluppo economico in Istria, Quarnera e Dalmazia. Report dell'Istituto per le Finanze Pubbliche, entrate elevate a Novaglia, sull'isola di Pago e Medolino. Quarnero, regione europea della gastronomia per il 2026, e poi scattato il fermo pesca, lo stop fino al 31 di gennaio, il provvedimento in Croazia. Ungheria verso il voto per Orbán, l'insidia è un partito moderato a guida giovane. Peter Magyar, ex membro del movimento del Premier, nei sondaggi è accreditato come possibile sorpresa alle elezioni previste in aprile. Alle europee del 2024 l'exploit, 30% dei consensi e 7 seggi a Strasburgo. Il caso 100 italiani bloccati in Yemen, hanno cancellato tutti i voli. Cieli chiusi per le tensioni fra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Almeno 5 i corregionali coinvolti. Fra i turisti c'è anche Amato De Monte, ex direttore della Sores del Friuli Venezia Giulia. Altre notizie: nel Bresciano, moglie aggredita a colpi di forbici, marito in manette. Guasto a Orio al Serio, decine di aerei a terra all'aeroporto di Bergamo. Il pronto soccorso la dimette 2 volte, muore alle Canarie una 47enne fiorentina. La donna, approdata nelle isole spagnole per trascorrere il Capodanno, era stato diagnosticato un accumulo di stress, edema polmonare in realtà. Il motivo poi del decesso: ha sportato un tumore di 6 kg e 28 cm, eccezionale intervento alle ovaie a Torino. Ancora attualità, l'operazione con un quintale di cocaina nel camion. È stato arrestato un maxi sequestro della Guardia di Finanza a Fernetti, panetti occultati nei borsoni. La droga avrebbe fruttato oltre 10 milioni di euro. In manette il 54enne serbo alla guida del tir, il carico proveniva dalla Spagna. Altre notizie: picchia il figlio con il mestolo, fermato grazie al video virale, l'aggressione a Catania. Fine vita, l'ignavia del Parlamento, la firma è di Francesco Iori. Quarto richiamo della Corte Costituzionale, ma il tema è scomodo e i partiti si scansano. Fratelli d'Italia, i partiti e i bilanci del prossimo, dell'anno appena cominciato e del prossimo, dove ci saranno le elezioni a Trieste. Fratelli d'Italia, il governatore scelto da chi prenderà più voti alle politiche. Rizzetto dice valga anche in Friuli Venezia Giulia il criterio indicato da Salvini per la Lombardia. Il segretario dei Patrioti frena su possibili candidati, l'attenzione è a famiglie e imprese. Così Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, qui in foto la Premier Meloni accanto al presidente della regione Federica. La crescita del partito testimoniata anche dai numeri. Oggi sono presenti 80 circoli attivi e gli iscritti hanno superato quota 2600. Sul terzo mandato restano le differenze con la Lega, che continua a sperare in un intervento da parte del Parlamento. Ma non ci sono dubbi sulla tenuta della coalizione di centrodestra, che è capace di fare sintesi nell'interesse comune, così le voci del centrodestra. E ci sono diversi esponenti in copertina qui in questa pagina, sempre appartenenti ai Fratelli d'Italia. Oltre a Walter Rizzetto, segretario regionale e deputato proprio di Fratelli d'Italia, c'è anche Claudio Giacomelli, capogruppo in Consiglio regionale, c'è Stefano Balloch, che è un altro esponente di spicco in regione, il consigliere Marcus Maurmaier, sempre in Consiglio regionale, il senatore ministro Luca Ciriani, nonché Emanuele Loperfido, che parla anche lui della situazione regionale, con i riflessi poi anche romani. L'Unione Slovena e il muro caduto, firma Roberto Morelli, e il rebus italiano della produttività invece la firma di
Francesco Morosini all'interno delle pagine che si occupano delle opinioni, dei pensieri riportati in questo caso da chi è solito, come Morelli, Morosini, Iori, firmare le pagine del Piccolo con i commenti sulla attualità. Andiamo alla pagina della cultura, Rione del Re, un secolo di villini. Nel 1926 a Rozzol l'avvio del progetto di edilizia popolare, poi gli sfollati di Cittavecchia, primo atto del percorso di espansione urbana che avrebbe cambiato il volto di Trieste. Le 56 abitazioni costruite tra le attuali vie d'Angeli e Sinico avevano tutte orti e giardini. Lì visse anche Nereo Rocco. Qui ci sono alcune foto in bianco e nero che mostrano proprio come erano le ville una volta. Relazioni tossiche e discese verso la follia. Mandelli porta in scena l'incubo Stalking al teatro Rossetti. Alta moda e alta cucina, l'evoluzione del gusto, indagata da Gastrofashion, dal dress code imposto nei locali chic ai primi chef in televisione, un saggio su cibi e abiti, veri termometri socioculturali. Doppelganger, il mio rap italo-bosniaco, nato a Roma da genitori scappati durante la guerra e oggi tra i nomi più interessanti della scena balcanica. E parliamo di musica e l'intervista di Elisa Russo allo stesso musicista. La Palestina è perduta, andare alle radici storiche dell'Apocalisse di Gaza, nella saggistica qui riportata dall'articolo. Poi Teresca e l'orrore, nella mostra della Magnum a Gorizia c'è una foto speciale, ritrae una bimba di 7 anni, diventata un simbolo di dolore. Qui la famosa fotografia di Teresca, scattata nel settembre del 48 da David Chim Seymour. La guerra in bianco e nero a Palazzo Attems, con le foto che ci portano indietro nel tempo. Giorno e notte, con gli appuntamenti della città, la Befana alla Grotta Gigante domani, invece a Udine, a casa Cavazzini, ultimi giorni per la mostra di Guidi, e poi l'Orchestra dei Giovani di tutta Europa che saluta il 2026. Stasera nella Sala Generale del Politeama l'inno alla gioia e i capolavori di Tchaikovsky. Ancora con appuntamenti, solidarietà, motori e tanti sorrisi per i bimbi di Valmaura, l'iniziativa di Asi e Club Amici della Topolino, caccia al tesoro dall'immaginario in Portovecchio nel giorno della Befana. Fuochi epifanici nell'Isontino per interpretare l'anno nuovo, alla destra Isonzo. La giornata indicata è quella di oggi. Noi ci fermiamo qui per la lettura, con la lettura delle notizie del Piccolo. Tra poco, al termine della pubblicità, in compagnia dell'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro. Ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come anticipato, in compagnia dell'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, anche se c'è un po' di nevischio, quindi tanto bello non è, ma insomma però ci adattiamo. La neve ha quel suo fascino, no? Sì, anche basta che sia neve vera, non il sì, nevischio con la bora è fastidioso. E lo leggete anche dal nostro titolo in onda, maltempo, bora forte e inizia a nevicare, quindi anche chi avrà poi intenzione di andare fuori stia un attimo attento, insomma. Ecco, Tele 4, io sono troppo giovane, ma nel 2000, primi anni 2000, non eri ancora Tele 4? No. E facemmo una diretta, anche internet era agli albori, si usava ancora i fax. Io, presidente della provincia, non potendo garantire tutta la transitabilità delle strade provinciali, oltre che quelle comunali competevoli del sindaco, sempre di piazza ovviamente, abbiamo pagato una diretta Tele 4 che fece H24 le informazioni, con i fax si mandavano le notizie e si ricevevano dalle varie viabilità, ANAS piuttosto che altri. La Trieste Trasporti ci dava l'elenco delle linee che transitavano, quindi non abbiamo risolto grandi problemi dal punto di vista logistico, ma tutti i cittadini, grazie a Tele 4 di quella diretta, che ebbe il record di ascolto, riuscirono a muoversi o meno da casa. Sapevi quale vie potevi andare, quale no, quale autobus prendere e quale no, e quindi era un'informazione molto valida.
E mi ricordo che all'epoca Tele4, mi sembra che il direttore fosse Morelli, se non sbaglio, sì. Fece il record di ascolto. Tutti si collegavano a Tele4 perché ovviamente non avendo altri mezzi a disposizione, internet era, ripeto, era ancora all'inizio, facevamo buona informazione nei limiti degli spalaneve, non potevano spalare tutte le vie della città, anche perché la città quella volta era ghiacciata, era un'asta, potevi fare, e quindi era veramente problematico. E quindi vedi, il servizio pubblico più la rete privata, una sinergia vincente che non pulì la città, ma permise ai cittadini di risolvere tutte le emergenze. Di potersi muovere meglio. Allora andiamo a ascoltare una telefonata, poi entriamo in una serie di argomenti che hanno anche a che fare col suo assessorato Scoccimarro. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere all'assessore Scoccimarro cosa ne pensa di quel disastro in Svizzera, che io penso se fosse stato sindaco il nostro Di Piazza questo non succedeva, perché non avrebbe dato i permessi per fare una discoteca simile. Buongiorno. Grazie, difficile a dirlo. Sì, appunto. Difficile a dirlo, poi molti permessi sono dati dagli uffici, non dal sindaco. Non diamo troppo poteri a chi come noi amministra, nel senso che noi facciamo, nel caso della regione, le leggi, ma poi chi le applica devono essere i funzionari. Quindi nel caso delle discoteche, eccetera, che poi non so neanche se era una discoteca quella, certamente era un rifugio antiatomico, mi dicono. E io, ben lungi da dare giudizi di questo tipo, perché finché non si vedono i documenti non si può dire, certamente non era adatto a quel tipo di eventi, questo è sicuro, perché si è visto come era infiammabile. A naso presumo che una cosa del genere in Italia sia, dal punto di vista legale, impossibile, poi abusivismo è un'altra cosa. Certo. A livello autorizzativo ritengo che in Italia sia impossibile, è molto stringente, nella nostra regione, nella nostra città, lo garantisco. Se non hai l'uscita di sicurezza, se non hai il materiale ignifugo, se non hai le vie di fuga ben indicate, se non hai il personale che ti limita l'ingresso, sono dolori. E vi assicuro che da noi i controlli si fanno e parliamo di chi esercita attività regolare. Poi se uno lo fa in maniera truffaldina e irregolare, questo è un altro campo, ma si entra nel campo del codice penale, non delle attività pubbliche. Quindi, sindaco, per quanto Di Piazza gli vogliamo bene, ed è un sindaco che ha fatto ormai la storia della città, non ha il potere di dire sì o no, anzi, sappiate che se il sindaco, piuttosto che l'assessore, interviene in un procedimento direttamente con l'impiegato, commette un reato. Quindi se io devo dire non dare permesso a quella discoteca, no? E il funzionario mi denuncia e corro i miei guai, ma seri, stiamo parlando di arresti domiciliari, non denunce così tanto per fare. Quindi intervenire come pubblico amministratore su un atto è quanto mai un reato. Detto questo a livello informativo, per capire cosa fa la politica e cosa fanno gli amministratori, detto questo non posso che così, leggendo le cronache, sentendo i reportage televisivi, è molto strano quello che sia stato possibile fare in quel bunker e ovviamente, comunque, ripeto, in questo momento c'è il dolore di chi come me è un genitore di un figlio che ha praticamente qualche anno di più, 20 anni, l'età di quei ragazzi, e quindi tutti soffrono nel vedere delle giovani vite spezzate, è una cosa che non si può vedere. Certo, assolutamente, veramente molto triste quanto abbiamo visto e quanto poi ancora adesso da chi, come i ragazzi che sono riusciti a cavarsela da quel locale, raccontano cosa hanno visto. Ieri sera ascoltavo alcune testimonianze, facevano venire la pelle d'oca. Certo. Da quello che vedevano e hanno visto i ragazzi che sono scappati. Poi qualcuno ha detto scusa, sai, bisogna fare più prevenzione con i ragazzi. Allora, cioè a 16 anni, ricordiamoci quando avevamo 16-18 anni, ecco sì, io con la maturità, quando vado in qualche posto così, do sempre un'occhiata alla sicurezza. Quando vado in barca, prima cosa che chiedo
a chi mi ospita dove è il gavone con i giubbotti di salvataggio, perché metti che becchi uno scoglio e vai a fondo in 30 secondi, hai pochi secondi per prendere i giubbotti di salvataggio. Quindi, ma sono quelle cose che vengono con l'esperienza. Quindi a 16 anni sì, puoi andare a scuola, insegnare, eccetera, ma non si può pretendere che si sostituiscano a chi è pagato per farlo, e quindi chi lo fa per business e il personale addetto è questo che deve fare l'attività di verifica e di controllo. Un ragazzo di 16 anni, obiettivamente, dire ci voleva più, sì, insomma. Dai, questo non si può sentire neanche questo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno a tutti, anche al dottor Scocimaro. Che fatto una domanda direttamente a lui, ma no? Un po' anche la redazione, ma a riguardo questi... Pronto? Sì, ci dica. Ah, sì, eccolo. A riguardo questi terminatori più di Piazza Garibaldi, cioè quando li mandiamo via questi qua? Per prendere dei provvedimenti più pesanti, se ha paura di andare in giro. Ma mi vado in giro con bastone, mi metto vicino a qualcuno che lo do per la testa. Cioè, allora, Trieste qua, gli accessori, la polizia, li devi essere più cattivi, queste associazioni che ancora li difendi, devono definirla, cioè mandiamoli a casa, mandiamoli via, cosa di più pesante, pranzo in testa e fa che cazzo che voglia, mi scusi, nelle scamparità, quel che vuoi, se ora definirla. Sembra tu viene fuori a casino prima o dopo, perché viene fuori veramente casino, perché se uno mi si avvicina o magari cerca di portarmi via il telefono o il cellulare, cioè ma in giro col cortello mi do cazzo in testa, non mi interessa niente, non mi interessa mai, insomma quello che vuole. Eccolo. Allora mi dico, no, ma non capisco che le forze dell'ordine sono poche, non arriva a tutelare, però devi essere più severi con questi qua. Capita finire in carcere, in canò, come si dice, in Triestini. Se butti in canò, fine, te butti via le chiavi, date mastichi, e date fa lavori socialmente utili, non che deve ingannare. Tanto sti qua non dà per culo, perché tanto non che fa niente, sa già per scontato che non che fa niente. Questo è il problema. Ecco, il mio piccolo sfogo. Saluto a tutti, grazie dottor Scocimaro e tutta la Grazie, saluti. grazie. Allora, cerchiamo di avere un linguaggio migliore. Prego, Scocimaro. Sì, allora in maniera molto goliardica e ruvida è stato detto quello che tanti pensano, però. Per amor del cielo, non vado a commentare il contenuto, questo dico però, la forma. Quello che tu puoi dire con questi interventi piuttosto che al bar, sono frasi già sentite tante volte. Sì, quando prendo il caffè mi capita di sentire tanti discorsi del genere più o meno coloriti. Allora, forze dell'ordine sono secondo me sufficienti, ne abbiamo tanti a Trieste, se servono comunque sempre di più, sì. Abbiamo anche l'esercito con strade sicure, che comunque è un presidio importante, che va a diminuire il numero dei poliziotti, carabinieri, forze dell'ordine impegnati, e quindi non sarà questo il problema. Il problema è un altro, le norme attuali che si sta provando a cambiare con tanta difficoltà. Quando tu prendi un delinquente come quello che ha ucciso quella povera ragazza a Milano e lo mandi in Albania prima di espellerlo, e i giudici ti fermano la barca e la sinistra ti prende per i fondelli dicendo che sono soldi buttati via, non sono soldi buttati via, perché dai l'esempio che questa gente non può stare in Italia. E quindi purtroppo abbiamo una parte della magistratura, una piccola parte, però condiziona, e tanto, che ti blocca, basta un giudice, che ti blocca questo tipo di... allora, lungi da me da gettare la croce addosso alla magistratura, perché sono figlio di servitori dello Stato, e quindi mio fratello e mio padre, e quindi io credo molto nelle istituzioni, credo nella magistratura, però purtroppo bisogna fare in maniera che si cambino le regole del gioco. Il governo lo sta cercando di fare, non si fa in un anno, neanche in 2, e non si riuscirà probabilmente a fare neanche nei 5 anni del primo governo Meloni. Ne verrà un secondo quasi certamente, visto l'indicazione degli elettori e i pareri di voto e anche le recenti elezioni nelle regioni. Quindi io ritengo che ci sarà un Meloni bis, e penso che in questo caso
cambiando le regole del gioco in maniera importante, si potrà fare quello che il telespettatore poc'anzi, in maniera un po' ruvida, però interpretando il pensiero di tante persone che non ce la fanno più. Questa è una maniera. E poi dando la possibilità con altre norme, e quindi intervenendo anche in questo caso sulla magistratura, che la polizia e le forze dell'ordine facciano i poliziotti come sanno fare bene. Come sanno fare bene. Andiamo nel mondo, i carabinieri vanno nel mondo, per dire una delle forze importanti che abbiamo, a spiegare come si fa ordine. In Ucraina, quando mai verrà la pace, l'Italia manderà i carabinieri a fare il servizio d'ordine. Ecco, quindi abbiamo delle forze di eccellenza nel mondo che insegnano alle altre polizie come si fa polizia, quindi non abbiamo nulla da imparare da nessuno, ma bisogna metterli in grado di poter agire. Quando ero ragazzo c'erano i miti nei vari parti della città. Mi ricordo il maresciallo Scalabrin a Servola, era carota e bastone, tutti avevano paura di lui perché se ti beccava erano dolori, non a me ovviamente perché non ho fatto nessun reato, ma così l'alone che girava, il maresciallo Scozzai, che oggi, come agiva lui quella volta, verrebbe radiato dalla polizia, ti prendeva da un fracco di legnate, ti portava in questura, ti lasciava là il guardino tutta la notte, la mattina ti prendeva un calcio nel sedere e ti buttavano fuori, se non avevi fatto reati importanti, ovviamente, no? Però questa era la polizia. No, e noi oggi non è che abbiamo poliziotti meno bravi di una volta, anzi con mezzi anche superiori di allora, solo bisogna mettere le condizioni di poter fare il loro lavoro e questo purtroppo non è, perché basta vedere che abbiamo visto fiumi di trasmissioni sull'inseguimento dei carabinieri a 2 delinquenti che purtroppo un ragazzo giovane è morto, tutti noi siamo dispiaciuti della morte di un giovane che era un piccolo delinquente, ma non si può mettere sotto accusa le forze di polizia quando fanno bene il loro lavoro. Per fortuna che adesso, fra l'altro, ce n'è voluto, hanno anche la copertura legale, perché il poliziotto poi il carabiniere che faceva bene il suo lavoro, se veniva denunciato dalla controparte, doveva pagarsi l'avvocato da solo. Una follia. E quindi questo il governo ha posto una pezza e questo verrà pagato dallo Stato, sempre che non venga riconosciuta, cosa rarissima, la malafede delle forze dell'ordine. Le leggo una mail che dice si sa qualcosa del fotovoltaico in ex cava Faccanoni, visto che il governo a fine anno ha alleggerito la burocrazia sulle installazioni fotovoltaiche e ridimensionato il parere della paesaggistica? Chiede Stefano. No, allora, nella cava Faccanoni ci sono delle ite, delle richieste per andare a mettere l'impianto fotovoltaico, come ce n'è anche per poter dare energia anche al sincrotone. E questo si inserisce in un programma molto più ampio, dove si va, io fortemente l'ho voluto, a incentivare gli impianti fotovoltaici in tutti i luoghi così degradati. Penso alle tante caserme e aree militari, la nostra regione ne è piena, perché 1/3 delle forze armate era qua dislocato durante la guerra fredda, alla fine del secolo scorso, e poi anche in cave dismesse, perché nel passato le cave venivano utilizzate, poi non venivano ripristinate e lasciavano il buco e il problema veniva dato alla collettività. Oggi non è più così, perché sono richieste delle fideiussioni bancarie e quindi chi fa una cava poi deve rimetterla in condizioni ambientali ottimali e comunque grazie a delle nuove norme che abbiamo fatto in regione riusciamo a dare anche incentivi a chi vuole appunto fare gli impianti e nelle parti militari e nelle aree industriali dismesse e nelle cave dismesse e lo facciamo anche con una società 100% regionale che ho voluto fortemente, si chiama FVG Energia, quindi società pubblica, che interviene casomai in società per incentivare il privato che vuole fare un'iniziativa di questo tipo. Siamo all'avanguardia in regione e in Europa, anche gli incentivi che diamo ai privati sul fotovoltaico, parliamo di centinaia di milioni di contributo dati al privato e anche alle aziende. Possiamo dire che grazie alla buona amministrazione regionale, grazie alle finanze solide, riusciamo a dare un servizio che nessuno in Italia riesce a fare. Tu pensa che se ti fai un impianto fotovoltaico a casa
soltanto il 10% è a tuo carico, il 40% ti viene dato dalla regione immediatamente e il rimanente 50% in detrazione fiscale. Quindi alla fine dell'operazione il cittadino ha pagato il 10% del valore dell'impianto fotovoltaico. Quindi diciamo che l'incentivo c'è e la regione pure. Legge carburanti, Scoccimarro, cosa cambia? Diamo un attimo il quadro per chi ci ascolta, anche per sapere come si deve orientare con tessera, non tessera, codice, insomma, diamo un po' il vademecum su come funziona. Allora, facciamo un piccolo quadro riassuntivo, anche perché non tutti sanno che qualche anno fa, durante il primo mandato Fedriga, ho introdotto una prima variante a questa legge. La variante consisteva nel fare una fascia nuova di sconto più alto, che è la fascia 0. La fascia 0 è quella che insiste a 10 km dal confine. Tutti i comuni che hanno il confine entro i 10 km, anche Monfalcone che non ha il confine con la Slovenia attaccato, ma a 10 km dal confine, per esempio, usufruisce. Così tutti i comuni, Trieste, Muggia, ovviamente tutti i confinanti con la Slovenia, hanno uno sconto maggiore, in maniera da essere competitivi e a un prezzo più basso, normalmente, della Slovenia, affinché non ci sia il turismo del pieno e evitiamo così di togliere risorse alla nostra regione e appunto anche inquinare un po' di più, perché vai e torni, benché vada, sono 10 km, se non sei proprio che abiti a Rabuiese, no? Oppure a Opicina, e quindi hai, comunque anche chi abita a Opicina conviene fare benzina nei distributori dell'altopiano, perché comunque costa meno che andare in Slovenia. Questo è un primo cambiamento, la fascia 0, e quindi oggi non è più conveniente fare benzina oltre confine. Detto questo, ci sono state delle problematiche rispetto alle tessere, non sono più in produzione i lettori, quelli vecchi, e quindi INSIE, che è la società regionale di informatica, 100% regionale, ci ha consigliato di fare il QR code, insomma quel codice che si trova un po' dappertutto, da quando fai la spesa al supermercato, ti fai questo QR code, risparmi anche i soldi della tessera, perché una volta la pagavi, e quindi hai la possibilità di farlo o online o nei vari centri. Il cambiamento sta che non viene più fatto il servizio dalle Camere di Commercio, ma direttamente agli uffici relazioni con il pubblico della Regione, quindi in Piazza Unità a Trieste, in Regione a Gorizia, in Corsa Italia, a Udine, a Tolmezzo, a Pordenone, quindi abbiamo anche un po' una sede in più, perché a Tolmezzo non c'era. E quindi si può andare direttamente, gratuitamente, a farsi fare questo codice. Qualcuno dice sì, ma mia nonna che ha 90 anni o mio nonno che guida ancora la macchina non usa al telefonino quello Brondi, e quindi ho fatto un po' di pubblicità e quindi non ha il QR code, no? E dico nessun problema. Come noi ai tempi del Covid giravamo con la Green Pass cartacea con il QR code, che andavamo nei locali e lo scannerizzavano, ugualmente si fa con questo QR code della benzina. Si stampa. Chi è più esperto di telefonini, cioè praticamente quasi tutti, avrà anche la possibilità di vedere dove costa meno, e in più, se viene fatto un uso illegittimo del QR code, e come per il bancomat ti compare l'alert. Hai fatto benzina lì al distributore di Borgo San Sergio, no? E uno dice no, io non ho fatto benzina a Borgo San Sergio, vuol dire che qualcuno si è preso il mio codice e ha fatto un uso illegittimo, quindi c'è anche un controllo da questo punto di vista. Quindi c'è un'app? Sì, con l'applicazione, con un'applicazione che tu utilizzi per far questo, quindi è molto semplice. Ripeto, qualcuno è meno tecnologico, è un po' impensierito, non si preoccupi, avremo tempo tutto l'anno di fare questo documento cartaceo e di farlo e di utilizzarlo in questa maniera, insomma. Quindi sarà un vantaggio e non uno svantaggio. Telefonata, sentiamo che questo va modificato, non l'ho detto, il 15 di gennaio diventa legge. Ok. Perché ovviamente a breve. Essendo una legge va modificata, va fatto un passaggio in Consiglio regionale, e quindi
il 16 di gennaio sarà operativo. È già operativo adesso, ma in questo caso viene normato. Perfetto. Telefonata, come detto, buongiorno. Buongiorno, Padre Palma, intanto buon anno alla redazione e a tutti voi e naturalmente a Scocimarro. Buongiorno. Allora, prima roba che volevo dire è che l'uomo prima che ha parlato parla come che si parla a Trieste, certo non è un linguaggio corretto, ma è anche quel che riguarda l'esasperazione ormai che se vivi in città. Non ho assolutamente commentato il contenuto, sto chiedendo un diverso tipo di forma perché siamo in TV, tutto qua. Certo, però diciamo che l'esasperazione esiste in città, quel che preoccupa, anche quel che si parla poco, è che ormai noi abbiamo queste situazioni di persone che ormai da una prima, seconda generazione, e questi qua sta crescendo in una situazione dove che non arriverà mai a integrarsi in questa società, in questa voglia di vivere come si viveva noi. E questo porta naturalmente a situazioni molto antipatiche, perché mi vivendo qua in via Baiamonti, mi posso dire che già 2, 3, 4 volte mi capita la situazione dove che devo autodifendermi da solo, perché anche se chiamassi anche le forze dell'ordine, i medisi ormai cosa facciamo? Anche se lo sappiamo, dopo 2 minuti del fuori della questura, anche per il culo, l'espressione, no? Quel che riguarda il fatto che hai detto prima Scocimarro, hai detto una roba giusta, una volta esisteva persone, che era a controllo dei rioni, dove che sapevano molti miracoli di tutti, e arrivava a mettere, come ha detto lui, le pezze dove che era le situazioni. E ripeto, negli anni 70 era i rioni, era le famose bobe, che attenzione, era bobe magari a rispetto delle situazioni e delle istituzioni e non solo. E dunque ripeto, siamo in una situazione molto grave, perché ormai tirando via ancora a giorni per autodifendersi, ma avremo tante persone, e ho visto a me delle scene, persone che non hanno nessun rispetto da nessuno, specialmente delle persone più deboli che può essere i nostri decetti. Mi ringrazio e vi auguro un buon, anche se ripeto, è un 2026 che se va avanti così, forse sarà meglio che arriviamo subito al 2027, perché è drammatica la situazione per tanti motivi. Arrivederci e buona giornata. Grazie Palman. Sì, è cominciato con diverse situazioni, a parte quella della Svizzera che è stata molto molto triste, ma insomma è il Venezuela. Il Venezuela non è una novità nella politica americana. Però è stato l'atto pratico, no? Dalla dottrina Monroe del 1832, quando ha dichiarato che l'America va gestita dagli americani, nord e sud, a Theodore Roosevelt, quindi non il presidente della seconda guerra mondiale, ma prima, all'inizio del secolo, quando militarizzò l'idea di Monroe di un secolo prima di controllare Nord e Sud America, e Trump va in continuità. Quindi chi come me studia la storia non ha nessuna sorpresa, perché non ha fatto nulla di nuovo rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri presidenti americani, chi più chi meno, ma in continuità da 2 secoli. Cioè gli Stati Uniti, la dottrina Monroe, non tutti ovviamente lo sapranno, chi sta a casa, è una dottrina con un corollario fatto da Theodore Roosevelt e quindi un subcorollario fatto adesso da Trump, in cui si dice gli Stati Uniti d'America hanno diritto più o meno divino, secondo quello che ha detto il presidente Monroe nel 1832 al Congresso, di controllare Nord e Sud America senza interferenze, quella volta europee, oggi direi altre parti del mondo, in questo caso erano i cinesi che mettevano il naso negli affari del Sud America. E quindi rispetto agli ultimi 2 secoli non è cambiato niente. Quindi io quando ho visto quello ero stupefatto sì del modo in cui è stato fatto, non tanto diversamente da quello che è stato fatto con Gheddafi in Libia comunque, perché Gheddafi in Libia era un regime più o meno come quello di Venezuela, e il paladino della sinistra Macron, per fare gli interessi dei francesi, ha invaso la Libia anche contro gli interessi italiani, con tutti che applaudivano non solo l'abbattimento del dittatore, ma anche l'hanno ammazzato. Quindi voglio dire, insomma, la storia qualcuno la studi e faccia anche dei parallelismi, perché questo succede.
Poi l'amico che ha parlato prima del nostro piccolo, delle nostre delinquenze locali, io non darei la croce addosso a tutti gli immigrati e di prima e seconda generazione, anche perché la maggior parte di questi ragazzetti sono finti minorenni che vengono qui e con le nostre leggi attuali, spero non future, possono restare qui. Quindi non sono prima e seconda generazione, anche perché immigrati di altre nazioni sono integrati benissimo. Penso a tutte le comunità dell'est, penso alla comunità serba. Io cito sempre un episodio, una decina di anni fa, quando mio figlio giocava a basket nelle giovanili dell'Azzurra, che a un certo momento sono andato a vedere lo statino dei giocatori, 10 giocatori che giocavano nel campo della partitella di mini basket, e praticamente mezza squadra era serba, Mihajlovic, Stankovic, no? Io non me ne ero mica accorto, perché tra i genitori, i bambini parlavano il dialetto, no? Festeggiavano il Natale insieme, feste comandate, eccetera. Sì, c'era una differenza di una settimana il Natale nostro e loro, ma non mi ero mai accorto. Non che non fossero italiani, oppure erano italiani, sì, ma comunque di madrelingua serba, con genitori serbi, con parenti serbi. Non me ne ero accorto. Ecco, questa è l'immigrazione che noi vogliamo, insomma, questa gente che si integra, rispetta le nostre tradizioni, in questo caso anche cristiani come noi, e anche fanno bene a rispettare le loro tradizioni culturali cristiane ortodosse, e quindi questa immigrazione non ci fa paura, anzi, il problema è chi viene qui e pretende e ha alleati locali che pretendono che non cantiamo le canzoni natalizie per non offenderli, togliere il crocifisso nelle scuole, ma questo è un segno di debolezza che non ci fa rispettare da queste persone, immigrati più o meno clandestini, più o meno regolari, perché nei loro paesi non è possibile una cosa del genere. Se tu vai devi rispettare le tradizioni degli altri. Sono delle cose talmente semplici e banali a dirle, però io mi auguro che ci sia un cambio di passo, perché deve esserci un cambio di passo, se no sarà veramente un problema per le future generazioni. Pubblicità, ci vediamo tra poco, sempre in compagnia dell'assessore Scoccimarro. Bene, ancora finiamo? Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, come vedete il nostro ospite è l'assessore regionale ad ambiente ed energia Fabio Scoccimarro. Andiamo a ascoltare una telefonata, buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea, buongiorno, niente. Scoccimarro, c'è uno stanziamento che la Regione ha operato per favorire gli spettacoli dei droni. Noi a Trieste l'abbiamo visto in quella che doveva essere la serata di Ferragosto, poi posticipata per vento, alternativa ai fuochi d'artificio che invece ci sono stati nella sera di San Silvestro, nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. Certo, il mio obiettivo era quello di non fare fuochi d'artificio, perché belli ma rumorosi, e quindi animali domestici e selvatici ne subiscono veramente dei danni, anche le persone. È vero, nel passato si faceva, però insomma la sensibilità di tutti noi è aumentata in questi anni, anche la mia, e quindi ritengo che bisogna limitare il più possibile i fuochi d'artificio. E visto che i droni sono bellissimi, abbiamo visto a Trieste quest'estate la Piazza Unità pienissima ed entusiasta di questi spettacoli, ma sono costosi. Abbiamo stanziato dei contributi per i comuni capoluoghi della nostra regione, quindi Trieste ne ha già usufruito l'anno scorso, e quindi così anche quest'anno e i prossimi anni, contributo di 100.000 euro per ogni evento, per fare questi bellissimi spettacoli che, ripeto, fanno bene allo spettacolo, fanno bene alla natura, non inquinano e neanche dal punto di vista acustico, e quindi fanno anche il benessere delle persone e degli animali. Questo è l'obiettivo che mi sono dato, ci siamo dati, ho avuto un grosso successo nelle altre città, anche a Trieste. Purtroppo c'è un handicap che, specie in una città ventosa come Trieste, bisogna che ci sia quasi totale assenza di vento, e quindi può succedere che vengano rimandati come quest'estate, o che non si possono fare. Anche l'ultimo 31 dicembre mi pare c'era comunque un po' di vento e non si sarebbero potuti fare, quindi c'è questa variante rispetto al fuoco d'artificio che anche col vento lieve
lo puoi fare. Una filosofia che abbiamo intrapreso come regione, che ho intrapreso come regione, come assessore all'ambiente, ci credo, spero che sia condivisa da tutti. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, intanto buon anno a tutti quanti e tanta fortuna e serenità soprattutto. Grazie. Buongiorno, grazie. Volevo chiedere un'informazione. Prego. Se per il prossimo, quest'anno anzi, ci sarà ancora il contributo regionale per i serramenti, se ci sono ancora fondi, oppure se è stato prorogato nel caso fossero finiti i fondi. Ok. Ecco, E anche se vale questo contributo se uno acquista all'estero, e perché all'estero deve pagare il 22% di IVA su tutto, mentre in Italia si paga una parte al 10% e un'altra parte al 22%. Allora, Ok, grazie a lei. ecco, allora incentiviamo l'Italia che una volta tanto costa meno l'IVA. Ma sono sincero, visto il contributo che non do io, non so tecnicamente, ma a parte che si può vedere subito anche possiamo farlo anche fra un secondo con l'intelligenza artificiale, a me pare, ma non voglio qui a Tele4 dare una notizia che non sia confermata, che sia stato prorogato. Certamente problematiche di fondi non ce ne sono, tutte le graduatorie sono sempre state esaurite. Qualora una proposta di legge, qualora una norma, un finanziamento sia stato erogato, io non ho contezza negli ultimi 7 anni e mezzo della gestione Federiga e Scocimarro per quanto riguarda il assessorato all'ambiente, non abbiamo mai negato un contributo a chi aveva diritto ad averlo. Magari lo finanziavamo in più anni, ma tutti hanno avuto i contributi. E mi pare, verifichiamolo, che sia un finanziamento della mia collega, no? Cristina Mirante, che fa le infrastrutture, e mi pare che l'abbia prorogato, però sinceramente... mi pare di leggere qualcosa al riguardo. Sì, visto che... Fino al 50% delle spese ammissibili, massimo 1.500 euro al metro quadro per infissi, 12.000 euro per intervento, ISEE inferiore a 25.000 euro, contributo fino al 75%, massimo 18.000 euro, si presenta la domanda online, piattaforma regionale, insomma questi sono più o meno i requisiti, però glielo sto dicendo in maniera molto così. Sì, a me risulterebbe ancora in essere, però ripeto, facciamo le verifiche perché sono talmente tanti i contributi regionali che sinceramente ho difficoltà a ricordarmi tutti quelli che mettiamo noi come assessorato ambiente e energia, e se mi devo ricordare quelli degli altri. Quando sono arrivato avevamo 2 linee contributive nel mio assessorato, ne abbiamo 40, e obiettivamente faccio difficoltà a ricordare anche le date di inizio e fine dei bandi dei miei, anche quello dei miei colleghi, sinceramente bisogna che lo verifichiamo. Dunque, intanto stanno cominciando ad arrivare i video, anche la nostra mail, vi ricordo svegliatrieste@tele4.it, scritto in basso a destra, su la neve, visto che sta cominciando a nevicare, una neve non di quelle da Natale a New York, però che sicuramente sta cominciando a incuriosire, anche affascinare un po' i telespettatori, e tra poco vedremo qualche video. Tele4 darà come sempre informazioni, come facemmo 20 anni fa in maniera pionieristica, quasi 25 anni fa era. E quello importante è conoscere esattamente la viabilità, quella cosa più importante. Poi non mettetevi in macchina se non avete le gomme da neve. Anche, vero. O le catene, quella è la cosa più importante. Allora, c'è una mail che dice buongiorno a tutti, l'assessore Scocimarro, a cui vorrei chiedere perché a Trieste il sabato si trovano aperti distributori di benzina solo al mattino, alla domenica tutto chiuso, in quel caso si è costretti, seppur a malincuore, ad andare a rifornirsi in Slovenia, dove peraltro gli orari sono molto più ampi, dalle 6 alle 22. Vero, dipende dal libero mercato, e quindi non può imporre oltre certe regole gli orari H24, o comunque molto più ampi come sono certi distributori, non tutti, alcuni in Slovenia, però faremo qualcosa, interverremo come pubblico,
Ho parlato prima, per chi ha seguito la trasmissione dall'inizio, della nuova società regionale che si chiama FVG Energia, che ho voluto fortemente, praticamente da un anno è pienamente operativa. Questa fra le varie cose che farà questa società FVG Energia, oltre al fotovoltaico, partnership con aziende private, eccetera, pubblico-privato, ho dato mandato al direttore generale di fare un progetto per 4-5 iniziali distributori di benzina che si chiameranno FVG Energia, quindi benzina regionale, che avranno il compito di essere così dei presidi anche nei giorni del sabato e eventualmente anche della domenica. Questo è l'obiettivo, in maniera da evitare ulteriore turismo del pieno, che è diminuito tantissimo, però non è azzerato. Lungi da me voler fare la guerra commerciale alla Slovenia, io semplicemente voglio che lavorino i nostri, la nostra regione, anche perché le accise che noi paghiamo, e sono alte, sulla benzina, oltre la metà, che in buona parte vengono introitate dalla regione, cioè per oltre 120 milioni di euro all'anno, di quei 120 milioni di accise e tasse che entrano come regione autonoma nelle finanze regionali, più della metà vengono ritornati ai cittadini nella forma di sconto carburante. E quindi con questa società riusciremo a fare anche un presidio nei giorni di chiusura, oltre che a tenere i prezzi più bassi possibili. Quindi è un servizio in più si vuole dare, ovviamente metteremo lì tutti quei servizi che i distributori di benzina normali hanno difficoltà a garantire perché non sono economicamente sostenibili. Sto pensando al gas liquido, che non è conveniente, alle ricariche elettriche, che agli distributori di benzina non gli conviene un granché al momento, e quindi in futuro l'idrogeno, quindi tutti quei servizi innovativi o comunque di un certo tipo che il normale distributore non ha convenienza ad avere. E quindi, essendo che FVG Energia è una società regionale, non ha come scopo il lucro ma il pareggio di bilancio, allora potremo fare questo tipo di servizio accessorio. Quindi parte per ampliare i servizi, fra i tanti servizi ampliati ci sarà anche quello dell'orario, e spero che veda la luce quest'anno auspicabilmente, o al massimo a cavallo fra il 26 e il 27. Allora, andiamo a vedere un po' di video di questa neve. Questa è una notizia, eh? Sì, 4 distributori nuovi sono... No, non so quanti dei distributori da mettere, invece di essere scritta la bandiera delle varie compagnie petrolifere, ci sarà la bandiera regionale con scritto FVG Energia, e quindi sarà... gestita dalla regione. Direttamente dalla società, che è 100% regionale, quindi non saranno dipendenti della regione, certo, ma saranno dipendenti della società che è 100% regionale. Ma tutto ciò che è vendita, come viene in qualche modo inserito all'interno dell'ente regione? Cioè comunque si eroga un servizio... È una società che è una società per azioni e teoricamente può fare quanti utili vuole, in pratica il mandato che diamo alle società pubbliche è di non fare grandi utili, anzi fare il minimo possibile, perché l'obiettivo è dare lo servizio al cittadino, non diventare ricchi, perché essendo pubblico l'obiettivo è il contrario. Per quello che gli ho domandato. Quindi l'obiettivo sarà il pareggio, e quindi potremo dare tanti servizi in più. Non vogliamo fare concorrenza ai distributori di benzina classici che già lavorano. Ma saranno su base provinciale? Sì. Poi tutto è discutibile. Il nostro mandato è trovare dove metterli, come farli, col personale, trovare tutti quei servizi accessori, quindi idrogeno quando arriverà, il GPL, l'elettrico, e anche benzina e gasolio ovviamente, e anche l'apertura quando gli altri sono. Poi un altro progetto che c'è, ma è molto costoso, vediamo con la tecnologia se andrà a buon fine, ma si fanno che tu vai a fare benzina anche all'automatico, quando è chiuso il distributore, ma con il lettore della targa puoi inserire il QR code e fare benzina agevolata con il distributore chiuso. Questo è un'ottima ma novità. È complicatissimo e costosissimo. Perché? Perché ci hanno chiesto 10 milioni per fare sta roba. Per avere l'interfaccia. Esatto, e quindi è un problema, non da poco, sono 10 milioni di soldi pubblici. Allora ci pensiamo 2 volte prima di fare un'operazione di questo tipo. E i distributori nuovi, l'idea è
Quanti e quando? Allora, inizialmente almeno uno per provincia o uno per sede regionale, che sono 5. No? Quindi uno a Tremezzo, uno a Pordenone, uno a Udine. Udine è grande la provincia, quindi un distributore mentre a Trieste se ne metti uno in una maniera più o meno centrale, in una maniera o nell'altra, il sabato e la domenica uno anche ci viene a fare benzina lì. Uno a Udine, obiettivamente, da Lignano non deve fare benzina a Udine, no? Ecco, quindi lì è un po' più complicata la cosa. Però intanto diamo un segnale che si può dare un servizio anche diverso, complementare, senza fare concorrenza ai distributori di benzina. Quando crede che saranno? Il mio auspicio è entro l'anno. Ah, entro quest'anno? O comunque entro la fine del nostro mandato, vorrei vederlo, vorrei almeno inaugurarlo io, visto che è la mia idea. Ok. Molto chiaro. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Chiamo per sapere quando riaprono il centro civico di Via Locchi per fare le carte d'identità. Ok. Signora, purtroppo l'altra mattina avevamo ospite proprio una consigliera della circoscrizione che ci aveva anticipato, ci aveva in qualche modo fatto sapere che da quanto le risultasse dovevano chiudere i lavori entro il mese di gennaio in modo da riavere loro la loro sede della circoscrizione, perché il centro civico di Via Locchi è anche sede poi della quarta circoscrizione di Trieste. Quindi visto che parlavamo del fatto che loro sono ora trasfertisti nella settima o nella terza circoscrizione, poi le sedute del Rione, sperava di poter verificare che effettivamente i tempi di consegna della fine dei lavori fossero rispettati in modo da poter tornare nella propria sede. Questo va a poi caduta sui servizi erogati del centro civico di Via Locchi, che sono come la carta d'identità, l'anagrafe, tutto ciò che riguarda le attività del centro civico. Quindi stiamo a quanto ci è stato comunicato, in teoria ancora con il mese di gennaio dovrebbero esserci queste chiusure e poi la riapertura per il pubblico e poi per la circoscrizione la propria sede per le sedute. Questi lavori sono necessari per tutto ciò che riguarda l'ampliamento dell'area di Trieste Campus, con il project financing tra il comune di Trieste e l'imprenditore Enrico Samer, che sta riqualificando in maniera anche importante tutta quella zona degli edifici già sede di FVG Strade e di altre partecipate pubbliche, che oggi alcuni, non tutti, i locali erano vuoti, sono stati rilevati in questo project e infatti Samer sta facendo tutta una sorta di varie zone diverse, aule studio, un occhio per gli studenti, oltre che al mondo sportivo come abbiamo visto con il Trieste Campus, quindi dovrebbe essere ancora gennaio il mese di sospensione del servizio e poi l'apertura. La cosa è bello che tu hai un bambino, un ragazzo, va lì come dopo scuola e alterna studio e sport sempre là, fantastico. Sì, tutto in un unico e quindi con cifre modestissime fra l'altro, no? Quindi una cosa veramente molto interessante. E poi per chi abita là, ma anche per chi non abita là, quell'orrendo edificio fatiscente e cadente della ex fabbrica macchine è stato proposto sempre dal gruppo Samer, quindi Trieste Campus, di fare un progetto pubblico-privato. Ovviamente quando si fa un progetto pubblico-privato si fa un bando, può partecipare chiunque ovviamente, no? E eventualmente rilevare l'idea pagandola. E quindi verrà una foresteria molto interessante per le squadre che vengono a fare gli stage o i ritiri a Trieste, nazionali piuttosto che, e sopra ci sarà anche una pista di riscaldamento per chi appunto è ospite in quella struttura, e quindi un ulteriore movimento di atleti più o meno giovani che verranno appunto nella nostra città e che usufruiranno delle nostre ottime strutture sportive. Quindi
brutto edificio ha il tempo ormai contato. Dunque, un po' di neve, come dicevamo prima, questi sono i video che ci stanno arrivando, zona via San Pasquale, la neve che cade e anche in maniera insomma, evidente, poi alcune zone sono più soggette a trattenerla, altre meno. In questo caso vediamo semplicemente gli alberi, vediamo se abbiamo ancora qualche altro video che ci sta arrivando. Noi da qua abbiamo un osservatorio chiuso, non abbiamo una finestra qua dentro, Scocimarro non vediamo. Questa dovrebbe essere Opicina, zona Villa Carsia, sì, con il video. Con il video, Massimo, mettiamo il video perché altrimenti non ha senso che io lo guardiamo solo io e il buon Fabio. Eccolo qua. Niente. Pronto? Possiamo vedere il video? Grazie. Niente, andiamo a sentire la telefonata allora. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, volevo una domanda, visto che stiamo attenti tanto all'energia e agli sprechi, volevo capire perché ci sono tantissime scuole a Trieste che passando si vede la canna fumaria del riscaldamento che va in piena. Visto che chiudono il 22 e riaprono il 7, ci sono parecchi giorni che insomma, la scuola è vuota e il riscaldamento va. Per non parlare d'estate che si vedono parecchi edifici sempre con le luci accese, se le dimenticano. Vorrei capire se c'è qualcuno che controlla queste cose. Ok. Grazie. Grazie, quindi come a dire riscaldamento e luci accese quando la scuola è chiusa. Sì, sono dei gestori che vincono delle gare d'appalto e quindi il compito è delegato a loro, quindi tutte le segnalazioni sono utili per evitare gli sprechi, siamo i primi che facciamo questa educazione ambientale perché comunque l'inquinamento, anzi l'inquinamento da riscaldamento è quello maggiore in città, quello delle macchine è diminuito tantissimo con i nuovi motori, ma quello del riscaldamento resta ancora molto importante, quindi questo sì va segnalato in maniera che venga ridotto. Ovviamente anche quando un edificio è chiuso, comunque non conviene spegnere il riscaldamento perché poi hai molta più energia per riaccenderlo e riportare la temperatura ottimale, quindi un minimo va mantenuto. Detto questo, con una banalità, tutte le segnalazioni vanno indirizzate alla scuola di competenza che avverte il gestore che per tutti gli edifici pubblici non vengono gestiti dal preside della scuola ma da un'entità esterna che ha vinto una gara d'appalto e che deve gestire appunto dietro un corrispettivo il riscaldamento degli edifici. Quindi va segnalato che oltre a ridurre gli sprechi si riduce anche l'inquinamento. Senta Scocimarro, tra un po' dovrebbero ritornare le province. Lei è stato l'ultimo presidente della provincia. Era l'ultimo, il penultimo. È stato penultimo, prima, dopo c'è stata la Bassaporo. La Bassaporo che è stato l'ultimo presidente uomo, mi salvo così. Uomo. No, ma sai cos'è? La cosa forte che non tutti sanno, che tutti i sondaggi mi davano vincente, no? Allora hanno detto vanno dalla professoressa Porpa in consiglio regionale, candidati, fai tu il presidente, tanto la provincia è persa, tutti i sondaggi danno Scocimarro vincente, poi hanno fatto l'election day, no? L'election day non è che vai a guardare troppo per il sottile, quella volta il centrodestra nazionale perse di un soffio e io altrettanto, quindi fu quasi una beffa e quindi la candidata per sua stessa missione che non doveva fare il presidente della provincia l'ha fatta per 2 mandati più una proroga di 1 anno per chiudere le province, quindi è una cosa, sembra quasi una barzelletta, sembra, questo non per sminuire il valore di chi è venuto dopo di me, per amor di Dio, era solo nota di cronaca che pochi conoscono. Ed è andata così, quindi mai certezza di vincere le elezioni. Al netto di terzi mandati in regione, compagnia dicendo, un eventuale ritorno in provincia a lei interesserebbe? Io assolutamente no. Così, giusto per, l'ho detto perché qua. Se io posso fare una letterina al Babbo Natale, resterei tutta la vita in regione, un ente ben amministrato, solido finanziariamente, ti permette di fare cose concrete. Fra pochi mesi parte la rivoluzione della costa di Barcola, che sarà una pietra miliare del futuro di Trieste, non solo gli scogli che stiamo mettendo adesso, ma tutta la costa barcolana verrà messa in sicurezza e la balneazione sarà nettamente migliore dell'attuale
e quindi quelle sono soddisfazioni che ti puoi prendere se hai un ente come la Regione che, ripeto, è autonoma, ha buona capacità finanziaria e ti potete fare cose belle. La legge non prevede che possiamo fare neanche noi assessori il terzo mandato, però ecco, diciamo che mi trovo abbastanza bene, anzi no, senza l'abbastanza, mi trovo molto bene in Regione. E comunque sai, le province facciamo fare largo ai giovani. Ah, ok, quindi lo lascia, comunque lascia qualcun altro. Sarà una bella battaglia comunque anche per la provincia. È più difficile, storicamente è più difficile vincere in provincia che nel comune di Trieste, questo per statistica. Ah beh sì, certo, perché devi in provincia avere c'è il voto della comunità slovena, esatto, che normalmente per motivi storici, non tanto perché non sia, magari lo sloveno può essere anche di destra, però difficilmente di voto a destra. Era curioso un amico che ha una società che lavora con l'export con la Jugoslavia, ex Jugoslavia, e ha fatto un test, sai quelli che trovi sui giornali durante le elezioni, sei di destra, sei di sinistra e compili il prontuario. Sì. L'ha dato ai propri dipendenti, visto che lavora con i paesi dell'est, tutti di madrelingua slovena, e tutti hanno fatto il test, tutti fuori, tutti di destra, e poi votano a sinistra. perché è così, è così storicamente. Oggi diciamo che la fine della guerra fredda, i confini, l'esodo, tutto quello pur importante e attenzionato, non c'è più quella contrapposizione forte che c'era fino a qualche decennio fa, e diciamo stanno cambiando le cose anche nei comuni dell'altopiano che storicamente votano centrosinistra. Però alle ultime elezioni ricordo sommessamente che un candidato di centrosinistra che parla friulano ha preso tanti più voti nei comuni carsici del candidato triestino Fedriga, quindi questo lo dice lunga sul voto ideologico, no, perché era tutto l'interesse degli abitanti del Carso di votare Fedriga, eppure la maggioranza di essi ha votato un candidato che non sapeva neanche il nome e cognome, probabilmente, non l'ho neanche mai visto in fotografia. Io ringrazio per essere stato con noi l'assessore Scocimarro, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buon anno a tutti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco Kevin Nicolini di Adesso Trieste. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale Kevin Nicolini di Adesso Trieste. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. L'altra mattina proprio lei assieme al consigliere Russo, Massolino, Salvati, c'era anche il consigliere La Terza, eravate in conferenza stampa per un atto di denuncia nei confronti di servizi che si sono verificati nei servizi sociosanitari. La sanità, come sanno tutti, è un argomento di responsabilità regionale, ci sono però anche riflessi in quelle che sono le attività di Asugi, logicamente, perché coordina poi il servizio, e alcuni di questi, in particolare quelli che hanno a che fare con la questione della psiche, della salute mentale, in 2 giornate di dicembre questi servizi sono stati chiusi. Traduco un po' la domanda che vi siete fatti voi e avete posto ai giornalisti in conferenza stampa. Vuoi che con l'apertura delle case di comunità viene spostato il personale e quindi non c'è una copertura di risorse umane sufficiente per poter garantire tutti i servizi? Traduco in breve, Nicolini. Sì, esatto, nel senso, intanto buongiorno a tutte e tutti. Cos'è successo con il concludersi dello scorso anno? Succede che è stata messa in opera a terra quanto previsto dal DM 77 del 2022, decreto ministeriale, che andava ad attuare quelle che erano delle prerogative del PNRR, che consistevano appunto nell'inserimento di questi nuovi ospedali di comunità e delle nuove case di comunità. Sì. A cosa servono le case di comunità così come previste dal PNRR? Sono dei dispositivi che dovrebbero andare a sopperire a quelle che sono delle lacune del sistema sanitario nazionale sull'intero territorio appunto nazionale, laddove in alcune aree ci sono risposte estremamente precarie. Non parlo della nostra regione, per fortuna, ma parlo di altre zone come ad esempio le isole
o come il Meridione, dentro le quali ci sono aree molto vaste che non trovano una copertura, una risposta adeguata. Quindi la risposta è prevalentemente di carattere sanitario, quella delle case di comunità. Il ruolo del sociale, così come previsto da decreto, è facoltativo. Cosa significa questo? Che sta nelle more, ma sta nella volontà di ciascuna azienda sanitaria definire poi la presenza o meno del personale sociosanitario e sociale. Noi invece nel corso degli anni come regione, ma in particolare come territorio triestino, abbiamo adottato da tanto tempo una modalità del fare salute che è ben più organica, molto più sistemica, ovvero che coinvolge sia l'aspetto sanitario ma anche l'aspetto sociale. E questo lo si è fatto a partire da dei distretti che fino al recente atto aziendale, fino a un anno fa, contavano 4 sul territorio triestino, quindi uno ogni 50.000 persone, ad oggi dimezzati, ce ne sono quindi uno ogni 100.000, che per l'amor del cielo rispondono a quelle che sono le necessità previste all'interno di questo decreto ministeriale, ma io vorrei ben vedere se il Ministro della Sanità, una volta che si accorge che ce ne sono 4, venga a richiamare l'azienda sanitaria di riferimento dicendo no, dovete dimezzarli, non credo proprio sarebbe successo. Quindi per noi è un passo enorme indietro, e questo passo indietro in realtà si riflette su tantissime cose, perché i distretti di per sé avevano un ruolo di governance nel nostro territorio molto importante, laddove riuscivano ad arrivare assieme alle sue infermiere o infermieri di comunità o comunque di territorio direttamente a casa delle persone. Ultimamente si faceva sempre più fatica, ma questo non giustifica il fatto che si debba ribaltare completamente il discorso, ovvero che le persone oggi debbano correre verso i servizi se queste ce la fanno, perché io mi immagino il signore con un diabete avanzato al terzo piano di una casa senza ascensore, se non c'è un'equipe sanitaria, sociosanitaria che va a trovarlo, questo signore come accede alle cure? Tanto più sono anche diventate proprio di difficile accesso le cure, capire dove sono stati dislocati i nuovi servizi, e il come farlo poteva trovare risposta nelle microaree. Microaree che sono un fiore all'occhiello della nostra sanità territoriale, sono dei presidi sociosanitari e hanno dentro del personale che risponde all'ATER, risponde al comune di riferimento, dico di riferimento perché oltre a Trieste esistono anche a Muggia, e risponde all'azienda sanitaria, quindi c'è una risposta il più possibile organica nell'idea sì di una maggior facilità di accesso alle cure, ma anche di uno sviluppo di comunità che è essenziale nel contesto sociosanitario, ma nel contesto di sviluppo di salute, di benessere dei rioni e delle persone. Succede cosa? Succede che un po' come può essere inteso come un paradosso logico, ma anche un controsenso semantico, introdurre un ospedale che si chiama una casa che si chiama di comunità all'interno di un ospedale. Certo che l'obiettivo è quello del filtraggio rispetto ai pronto soccorsi che sono oberati. Il filtraggio della domanda però può essere fatto direttamente sul territorio e non direttamente dentro l'ospedale. Possono coesistere benissimo le case di comunità con le microaree, però queste non devono subire l'esistenza della casa di comunità. Ci sono giunte molte segnalazioni a riguardo in primo luogo da utenti, ma anche da personale che ci ha segnalato come la microarea del Vaticano e la microarea di Campi Elisi sono rimaste per giorni chiuse perché si doveva spostare il personale per coprire la carenza di personale dentro la casa di comunità. Il problema è che queste microaree sono rimaste chiuse. Noi cerchiamo di vorremmo implementare quella che è la risposta potenziale ai cittadini, ma non questo togliendo dei servizi che sono efficaci e sono doverosi, che vanno a rilevare i bisogni direttamente sul territorio, ma pensiamo a uno dei tanti servizi che offrono le microaree, quello della stimolazione neurocognitiva per persone con demenza. Si tratta di servizi utili alle persone di cui hanno bisogno proprio di questi servizi, ma anche delle stesse famiglie che durante il giorno possono in qualche maniera smarcarsi, riuscire a svolgere le azioni quotidiane, portare avanti il lavoro, portare i figli a scuola e nel frattempo riuscire a occuparsi anche dei familiari più svantaggiati.
Poi è arrivata la risposta di Asugi in tal senso, dicendo che quanto affermato dai consiglieri, ovvero che sono stati ridotti i servizi presenti nelle microaree per attivare la Casa della Comunità del Maggiore, non corrisponde a verità. D'altronde la prima Casa della Comunità è entrata in funzione operativamente il 2 gennaio 2026. Come chiarito in più occasioni, i disservizi sono legati solamente a problemi di comunicazione nella programmazione del personale di microarea che supporta le attività di stimolazione cognitiva e che in quanto infermiere di famiglie e di comunità verrà gradualmente coinvolto nel percorso di attivazione delle case di comunità come nelle previsioni delle linee guida Agenas. Nello specifico i problemi sono stati registrati in un paio di occasioni a metà dicembre in una sola microarea delle 15 attive a Trieste. Poi insomma c'è un'ulteriore parte dove si spiega come si rispondano comunque ai criteri del decreto del direttore generale il 789 del 30 settembre 2025, eccetera, eccetera, eccetera. Mi viene da rispondere delle due l'una: o ha mentito l'utenza segnalando queste carenze, o sta mentendo l'azienda in questa risposta. Diciamo che in entrambi i casi comunque il disservizio c'è stato, cioè nel senso la chiusura di almeno una, come dice Asugi, microaree c'è stata. Poi sì, infatti si smentiscono. Va da sé che ognuno può leggerla anche in maniera personale. Una mail dice: la risposta di Asugi andrebbe spiegata, non sono opinioni ma servizi e personale a noi cittadini. Nel 2026 chi oggi entra in Sesamo per scegliersi un medico di base trova 6 medici, 3 che stanno andando in pensione, un medico noto per non mandare ricette via mail e con una nomea chiacchierata, e 2 medici con studio incarso. Ricordo il mio vecchio medico che 13 anni fa avvisava la regione in commissione che nulla si faceva per formare i medici di base con l'aumentare media dell'età e dell'età del pensionamento. Se un medico di base si informa, in qualche anno andava pianificato, e questo a riguardo però poi di una situazione di medici di famiglia generalizzata. Critica. In regione abbiamo oltre 200.000 persone in questo momento che non dispongono di un medico di medicina generale. Secondo noi è una situazione che va risolta al più presto. Qui si apre un capitolone sui medici di famiglia che potrebbero anche essere inseriti all'interno del sistema sanitario nazionale, però a fronte di scelte politiche ben precise. Di un adeguamento salariale rispetto all'alto valore aggiunto che portano per la salute territoriale, di risposta alle cittadine e cittadini, cercando di limitare il più possibile quella che è la platea che queste persone devono raggiungere. Proprio l'altro anno si parlava di aggiungere ulteriori centinaia, 300 persone, per fortuna poi non è avvenuto, però questo è l'andazzo per ciascun medico di base. Noi riteniamo invece che i medici di base, per poter operare bene, per poter fare il loro lavoro in modo adeguato e per poter raggiungere l'utenza in modo significativo, debbano quantomeno restare esattamente come sono le cose in termini di quantità di utenza. Di utenza, che erano da 1.500, poi sono arrivati a 1.800 se non sbaglio. Esatto. Con tanto di ovviamente aggravio di quello che è il peso poi per l'attenzione che si può dare a ciascun paziente. Sì, il tempo a disposizione. E poi chiaramente ne risente la qualità in primo luogo, perché il tempo è quello purtroppo. Intanto state vedendo alcune altre immagini della nevicata di queste ore, dove in certe zone della città sono maggiormente colpite o comunque imbiancate di altre. Generalmente tutto il territorio cittadino è interessato da questa spruzzata di neve che sta interessando il territorio. Dobbiamo andare in pubblicità, quella delle 9:15 passata da qualche minuto, torneremo tra poco, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Kevin Niccolini, consigliere comunale di Adesso Trieste. Ci sono stati ulteriori fatti di sangue in città, in Largo Barriera, che torna a essere al centro della cronaca locale. 2 coltellate durante una rissa, giovane ferito, caccia all'aggressore, questo è il titolo del piccolo di oggi. Ieri Laura Bucarella aveva in un servizio riassunto quanto accaduto in Largo Barriera, nuovamente risse, nuovamente coltelli che spuntano. Sembra che sullo sfondo ci siano questioni di droga, di spaccio, di regolamento di conti, di controllo del territorio. Certamente non un buon inizio d'anno per i rioni. Per nulla, non possiamo che condannare azioni come queste e la violenza in tutte le sue forme.
c'è un dato, anzi ci sono due dati anche per non restituire solo la negatività alle persone da casa, c'è un dato di tendenza degli ultimi 30 anni, ovvero che i delitti in genere, questi sono i dati del Ministero dell'Interno, non mi invento nulla, che i delitti sono in diminuzione, però l'altra faccia della medaglia è che i delitti sono più efferati, c'è un abuso, già l'uso sarebbe un abuso di armi da taglio, in particolare tra i giovani, e su questo la politica deve agire con mano forte, dovrebbe cominciare a fare veramente la voce grossa e non vivere esclusivamente di slogan. Certo le misure reattive servono perché sono indispensabili, però serve anche un lavoro di cucitura, di tessitura, di rammendo quotidiano, perché queste situazioni non nascono dal nulla. Sappiamo che la criminalità, nessuno lo nega, in questo momento ha una diversità in base anche alla nazionalità, perché purtroppo né la destra né la sinistra parlano, secondo me, con cognizione. Si fa molta propaganda a riguardo, ma si guarda poco alle specificità, ed esistono specificità, lo dice il sindacato autonomo della polizia, dove segnala che a seconda di paesi di provenienza ci sono tendenze più o meno criminose e anche le modalità attraverso le quali queste poi vengono espresse. In questo caso, ad esempio, abbiamo a che fare con l'ambito dello spaccio, quantomeno le indagini preliminari, presunto movente, così dicono. Però l'azione della rapina, dei furti hanno delle nazionalità, e su queste cosa significa? Non significa sbarrare la strada, perché è impraticabile questa via, siamo ancora che aspettiamo il blocco navale della Meloni, ma al di là degli slogan che si possono fare ci potrebbero essere delle azioni concrete da fare sui territori. Noi siamo anni che le proponiamo in maniera pragmatica, e queste azioni significa presidio dei territori, far rivivere i quartieri. Laddove, sono dati questi qua, le persone si riappropriano dei propri territori, laddove però questi territori offrono delle possibilità perché questi vengano vissuti, stanno chiudendo sempre più esercizi, di pubblico resta ben poco, di spazi di aggregazione sempre meno. Ecco che laddove le strade si svuotano, poi si lascia spazio alle attività criminali. Ora, io sarei anche curioso di sapere se ci sono delle chiamate così da confrontarmi con le persone da casa, che fa sempre piacere. Sì, ne abbiamo una. Ne abbiamo una, sentiamo intanto, dai. Sentiamo? O vuole che... andiamo a sentire. Chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno. Buongiorno. Diceva bene il signore, no? Ma insomma, è da un bel po' di tempo, è da un anno, ecco, che dico sempre per spazio, per le liti, per gli accoltellamenti, di provare col metal detector, ma nessuno lo accetta, nessuno lo mette in... È un coso tascabile da 20 centimetri per 5 per 2 che sarebbe comodo alla polizia, senza portare in giro la pistola che pesa. Invece questo qui non pesa un bel niente, saranno 200 grammi, cosa ci vuole? E invece di lamentarsi per lo spazio, per le liti, per gli accoltellamenti, almeno fate qualcosa. Non si può dire che la Meloni non fa questo, non fa l'altro, c'ha dei freni, c'ha qualcosa, ma cominciamo a fare qui a Trieste, perché il proverbio dice chi fa da sé fa per tre. Poi un'altra cosa, era prima Scocimaro, non sono intervenuto perché Scocimaro mi condisse sempre come vuole lui e cambia il mio discorso che praticamente è una critica costruttiva in un qualcosa che sa solo lui parlare. Allora cosa dicevo? Che adesso mi è scappato. Ecco, mi è scappato anche. È importante che se sì, perché continuate, visto che sono poveri in giro, perché non continuate a distribuire il PNRR a tutti i cittadini e non fare dei campi di calcio, campi di football, campo di padel, eccetera, eccetera.
Oppure finitela con quei mutui che bisogna dare alla casa. Non vi ha dato nessun accorgimento il 110%. È sempre mutui di qua, mutui di là per la macchina. C'è gente che ha la macchina nuova e la vuol cambiare perché c'è il mutuo. Ma quel mutuo lì dopo chi la paga? Un poveraccio come me che devo andare in giro con una macchina di 25 anni e devo pagare poi per queste cose, il ripristino di questi soldi. Sì. Ma è possibile che siete così tumberi, praticamente? Non capite un bel niente. Mutui, ma per chi? Per chi può fare qualcosa? Hanno ristrutturato i castelli, cosa me ne frega a me dei castelli? Che poter... Porca miseria, grazie. Va bene, grazie. È un tema un po' difficile, no? Quello di poter decidere dove stanziare le risorse, perché accontenti qualcuno, scontenti qualcun altro. Allora non investiamo nelle scuole perché c'è chi non ha figli e dice io non spendo perché tanto cioè, nel senso, una comunità vive sulle esigenze di tutta la comunità, poi c'è qualcuno che ne beneficia di più, chi ha più figli ha più servizi, no? Chi usa l'autobus, chi invece non le usa si sente di pagare per tutti e non usufruire, però delle due l'una, o si fa l'eremita o si vive in una comunità. Sì, poi in particolare mi scuserà il signore se replico, però prego. I soldi del PNRR sono soldi a debito, quindi il che significa che sono soldi che devono essere investiti, che ovviamente anch'io sarei contento se questi venissero redistribuiti tra la popolazione, perché avendo anche lavorato in microaree per tanti anni conosco abbastanza bene la situazione delle famiglie, le difficoltà che queste stanno vivendo, degli anziani soli che non arrivano a fine mese, devono decidere se potersi pagare da mangiare o se accendere il riscaldamento, perché entrambe le cose non se lo possono permettere. Però questi in particolare soldi nella fattispecie del PNRR possono essere utilizzati solo per adottare delle misure di investimento che poi appunto vadano restituite quantomeno per la metà a Bruxelles. Per quanto riguarda invece il metal detector, ma può essere un'idea, dopodiché non so come questa si possa attuare, ovvero si passa persona per persona, ci sono dei tornelli nelle città, ecco, cercherei di essere il meno restrittivo possibile per la libera circolazione delle persone in città. Certo è che invece le persone devono essere conosciute. Quando dicevo dell'importanza di presidiare i territori, è proprio questo, perché nel momento in cui si sta in strada, a un certo punto si comincia a riconoscere, a conoscere chi è una persona, chi è l'altra, e le forze dell'ordine possono fare il loro lavoro. Ecco perché la destra punta molto sul poliziotto di quartiere, ma esistono anche tante altre figure che possono stare sul territorio in modo tale da conoscerlo, in modo tale da rafforzarlo, rinvigorirlo, in modo tale appunto che le persone possano tornare a viverlo. Io credo che solo attraverso azioni veramente di presidio quotidiano e di tessitura quotidiana e di grande aiuto, ma anche complicità con quelle che sono le associazioni, ne abbiamo di associazioni a Trieste, siamo la città pro capite con maggior numero di associazioni, si possa fare un grandissimo lavoro. E la città secondo me non è persa ancora, si può fare ancora tanto lavoro, però il lavoro è quanto mai urgente, servono delle risposte fin da subito e mi pare, mi scuserà di nuovo il signore, che da questo punto di vista il governo non stia facendo niente, anzi sta legittimando la sua esistenza proprio in ragione di tutti questi problemi, quindi ha ben poco da guadagnarci nel risolverli. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno e buona nevicata, che volete che vi dica? Sì, stiamo intanto vedendo le immagini che ci state mandando voi telespettatori. Prego, signora. Io volevo dire semplicemente una cosa, a parte tutto il mondo che viviamo in questo momento non mi piace assolutamente, non ci sono più regole, non c'è più niente, io queste cose non riesco a capirle e sono veramente delusa, poi c'è un'ignoranza, non lo so, per me c'è un'ignoranza veramente estesa.
perché io vedo anche i bimbi che vanno a scuola, cioè c'è veramente una carenza di insegnamento, una carenza anche dei genitori di stare vicino ai figli. Ma comunque il punto è la sanità, comunque. La sanità è stata svalutata nel momento che sono entrati i politici, perché doveva rimanere il Servizio Sanitario Nazionale, non diventare un'azienda, perché un'azienda praticamente ha un politico, il politico, mi dispiace anche il signor Riccardi, tutti quanti loro, cioè io non posso pensare che uno così mi parli della sanità e prenda le decisioni della sanità, non è un medico, non può conoscere la realtà vera e propria. E poi questo denigrare sempre anche gli infermieri e tutto quanto, sempre si parla di medici, gli infermieri quasi mai, ma un medico senza un infermiere non fa esattamente niente, ve lo dico con cognizione di causa, perché io ho lavorato, dunque di conseguenza un medico non sa nemmeno che pesci prendere tante volte, ok? Dunque a questo punto cerchiamo di valorizzare un po' tutto e che la politica, torniamo al Servizio Sanitario Nazionale in modo che tutta l'Italia sia uguale, non che dalla Sicilia scappano al nord per curarsi, perché questo è indegno di uno Stato. Ecco, questo volevo dirvelo. E anche i stipendi, ragazzi miei, e questa cosa delle persone che picchiano chi può salvargli la vita, ma stiamo scherzando, ma io li punisco, ma come li punisco? E poi tutti questi accoltellamenti che dite voi, d'accordo? Non è un problema, tu accoltelli uno e allora lo mantieni per la vita, questa è la tua punizione, tu lavori, io Stato ti controllo e se quello rimane come il ragazzo che è rimasto sulla sedia a rotelle, praticamente i ragazzi si sono divertiti perché famiglia bene, allora tu lo mantieni, lo lavi la mattina, lo metti sulla sedia a rotelle, gli fai e lo mantieni per tutta la vita, perché quella è la tua punizione, che ti rendi conto esattamente di quello che hai fatto. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però a me non interessa né destra né sinistra a questo punto di quello che sto dicendo. E certo che la destra, quella che abbiamo adesso, ragazzi miei, non è la mia, ma neanche per idea, perché questi, quando io ero ragazza che si protestava, ci picchiavano, dunque lasciamo perdere che è meglio, è un discorso molto lungo e molto pesante per me. Ho 70 anni ma io ho provato queste cose, dunque di conseguenza è inaccettabile. Grazie. Nicolini, se vuole fare un commento poi andremo in pubblicità. Sì, ma non posso che condividere le parole della signora e anche condividere la frustrazione che prova. Sicuramente purtroppo la politica in questo momento si sta dirigendo verso una logica assistenzialistica e questo su qualsiasi piano. E la logica assistenzialistica ha delle severe implicazioni su molti piani, da quello educativo a quello sanitario, a quello dell'istruzione e non rilancia, non inserisce le persone all'interno del tessuto sociale. La domanda oggi è che valore ha il welfare per le persone? Il welfare è ancora qualcosa di sentito? Viviamo ancora in uno stato sociale? Desideriamo ancora che il nostro stato sia uno stato sociale, ma sociale con la S maiuscola, appunto, non assistenzialistico, ovvero uno stato che riesca a rilanciare le persone, che riesca a fare in modo che queste tornino ad essere produttive per sé e per gli altri. Ciò che è avvenuto nell'ambito del sistema sanitario è frutto diretto di scelte politiche che hanno spostato e continuano a spostare anche a livello regionale sempre più risorse dal pubblico verso il privato, e questo contro qualsiasi tipo di letteratura, ma questo contro qualsiasi tipo di interesse del cittadino, perché laddove, come diceva giustamente la signora, è diventata l'azienda sanitaria un qualcosa che deve rispettare un bilancio, un qualcosa che non guarda più veramente i bisogni, ma laddove entra il denaro nel circuito della salute, auguri a tutte e tutti noi. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco per l'ultima parte di trasmissione. Torniamo in diretta sempre con Kevin Nicolini, consigliere comunale di Adesso Trieste. Mancano più o meno 21 minuti alla fine della trasmissione. Io volevo domandarle se ha voglia di fare
un bilancio del 2025 e quelle che possono essere le proiezioni 2026 dei lavori del Consiglio Comunale. Il 2025 ha visto tra i temi più importanti trattati sicuramente il Porto Vecchio, che c'è stata quella delibera per il project financing pubblico-privato con il gruppo Costim che si è fatto avanti, poi ci sarà una gara, vedremo se vinceranno loro o altri, ma che ha dato le linee strategiche di quelle che sono le intenzioni dei comunali per il Porto Vecchio. Poi c'è stata la discussione finita in un buco nell'acqua per la cabinovia, per la famosa variante 12, dove vi abbiamo seguito anche noi in consiglio d'estate. Avete cominciato con questi lavori lunghi, faticosi, estenuanti, per poi dopo con la bocciatura del TAR gioco forza bloccare tutto. 2025, 2026 grandi punti di domanda, si attende Roiano, si attendono alcuni lavori, non tutti frutto di delibere. Il tram per esempio è un lavoro che insomma dovrebbe essere semplicemente riparato, dico semplicemente fra virgolette. Cosa mi dice di questi 2 anni, diciamo, quello che è stato e quello che verrà, o meglio, quello che è già cominciato? Grazie per la domanda. A fronte del lavorone che è stato eseguito in aula, il quale è stato poi ripreso anche dal Presidente del Consiglio Comunale Pantecchi, il quale in pompa magna vantava che il 2025 è stato molto più produttivo del 2024, in realtà mi sento di dire che non è proprio così, perché sì è vero che il Consiglio Comunale si è riunito più volte rispetto al passato, però è anche vero che almeno 11 volte quel Consiglio Comunale, che allora venissero sottratte, sarebbe quindi il risultato assai inferiore rispetto all'anno precedente come presenze. 11 volte siamo stati impegnati per il progetto della cabinovia. La maggioranza ci accusava di becero ostruzionismo, di bloccare la città. La maggioranza oggi invece ci ringrazia perché nel frattempo doveva esserci la sentenza del TAR e qualora la maggioranza avesse votato quella delibera poi se la sarebbe vista con il TAR e tutte le conseguenze legali del caso. L'altro grande capitolo dell'anno appena trascorso sicuramente il project financing, ovvero il partenariato pubblico-privato tra il Comune di Trieste e la Costim, questa grande azienda di Bergamo, la quale ha immaginato un futuro per un'area in disuso, questo va detto da tantissimo tempo. Il tema è che quell'area potrebbe, almeno dal nostro punto di vista, essere davvero un valore aggiunto per la città. E per valore aggiunto intendo che potrebbe entrare, far parte del regime di punto franco e quindi avere tutte le agevolazioni, le facilitazioni del caso per poterla rendere davvero, renderlo davvero un centro produttivo. Ad oggi quello che ci risulta dalle carte in cui siamo entrati in possesso e che abbiamo studiato, ma anche da quanto reso pubblico a mezzo stampa dall'assessore Bertoli, ma dallo stesso sindaco, a noi pare più un apporto piccolo 2.0 con tutte le conseguenze del caso. Se è vero che oggi le possibilità residenziali da progetto si attestano attorno al 30% in Porto Vecchio, ad oggi il piano regolatore prevede che i volumi di quell'area possono raggiungere anche il 70%, quindi il rischio, in buona fede, in cattiva fede, indifferente, ma il rischio vero è che lì ci siano tutte le basi affinché avvenga, ovviamente nessuno si augura, una speculazione edilizia di rilievo, una speculazione edilizia che andrebbe ancora una volta a ricadere sulle spalle dei cittadini e dei cittadini che hanno fame in questo momento, soprattutto in particolare i giovani. Abbiamo avuto una moria di giovani negli ultimi 30 anni, abbiamo perso 30.000 giovani, un pelotone di giovani che sono scappati all'estero, qui si formano, noi facciamo grandissimi investimenti sull'istruzione, dovremmo farne molti di più, ma facciamo grandi investimenti per poi regalarli agli altri paesi. Ma perché? Ma perché non si danno soluzioni né dal punto di vista lavorativo, e vuoi la crisi industriale che stiamo vivendo, ma neanche in termini di prospettive future, anche residenziali. Abbiamo un mercato immobiliare che è impazzito. Stamattina l'articolo
dell'asta è stato venduto un immobile a 7.000 euro al metro quadrato. Certo, siamo in centro città, però questo dà un po' la misura, il quadro di come sia difficilissimo, se non impossibile, per un giovane oggi accedere a un mercato immobiliare. E la residenzialità è un tema. Guardate, qualche settimana fa, proprio prima del bilancio che affronteremo a breve, sono stato negli uffici competenti del comune, persone squisite, simpaticissime, molto competenti anche, e la domanda, appunto perché era uscito quell'articolone, avevate fatto anche un servizio a riguardo della Casa Caccia in Largo Barriera. Casa Caccia è questo edificio, questo stabile di proprietà del comune di Trieste, il quale ha numerosi immobili al suo interno, la metà di questi sono sfitti, immobili che potrebbero essere ad uso residenziale, sicché abbiamo deciso di indagare un po' la faccenda e siamo andati negli uffici competenti e abbiamo chiesto il listone degli immobili sfitti in questo momento, e sono a centinaia in giro per la città. Ma il vero dramma è che per la gran parte di questi il Comune di Trieste ad oggi non conosce quale sia la sua stima, il suo valore attuale sul mercato, e secondo noi il dramma ancora maggiore è che non si conosca ad oggi per la gran parte di questi immobili quale sia il costo di una loro riqualificazione per metterli di nuovo in affitto per darli ad uso della cittadinanza. Ovviamente nel momento in cui si fa un intervento che certamente richiede molti soldi, però i soldi c'erano in questi anni per poter fare interventi di questa misura riprendendo il PNRR banalmente, ma ci sarebbero anche soldi a bilancio non solo comunale ma regionale per fare un investimento strutturale, ovviamente andando ad aumentare l'offerta di immobili andrebbe di conseguenza, questa è la logica del mercato, andrebbe anche a ridursi quello che è la richiesta e quella spesa che poi ciascuna cittadina o cittadino deve andare a sborsare per permettersi un alloggio, perché di questo stiamo parlando, che è una roba incredibile. Sicuramente non aiuta però a aumentare alloggi di lusso all'interno del mercato immobiliare dentro il Porto Vecchio, che potrebbe essere utilizzato in ben altra maniera. Sarà un qualcosa che probabilmente verrà destinato ai turisti, perché a quanto pare questa maggioranza interessa molto di più, è molto più interessata a guardare bene chi arriva in questa città in un modo o nell'altro, quanto non di coloro che sono i miei coetanei che stanno scomparendo, che se ne vanno giorno dopo giorno. Purtroppo restare in questa città sta diventando un privilegio, non è assolutamente tollerabile questa cosa. E il bilancio, cosa succede a bilancio? Il bilancio è stata l'ennesima dimostrazione di una maggioranza frammentata. Maggioranza frammentata, lo si è visto per come ha votato la delibera sulla cabinovia, dove Forza Italia si è spaccata, poi è rimasta in aula per tenere il numero legale, un Ugo Rossi che cerca di tenere il numero legale per poi in realtà ritrarre perché non serviva, con l'emendamento che poi è stato bocciato, è successo un po' di tutto. Il dato politico però è questo, ovvero che la maggioranza si trova talmente tanto in difficoltà da dover ricorrere a strumenti quali il contingentamento dei tempi. Pensate che noi di Adesso Trieste abbiamo presentato 50 emendamenti a bilancio, facendo delle proiezioni rispetto all'anno precedente, quindi non andando a cercare i fondi alla qualunque. Abbiamo fatto delle proiezioni rispetto ai soldi che erano avanzati su dei capitoli dello scorso anno e che molto probabilmente anche quest'anno resteranno in avanzo, e quindi soldi utilizzabili oggi. Abbiamo fatto 50 emendamenti sul rischio di esclusione sociale, per le case di comunità, per il lavoro, per il recupero edilizio, nonché per il patrimonio pubblico in generale, per il verde, per le strade. Di questi 50 emendamenti ne è stato accolto uno subemendato da loro, e il dato politico è che non c'è stato neanche concesso il tempo di presentare questi emendamenti. Gli emendamenti totali erano oltre 140, quelli presentati dall'opposizione e quei pochissimi presentati dalla maggioranza. Parentesi, è stato presentato un emendamento dall'assessore Tognolli che è stato subemendato dal presidente Panteca, che solo poi è stato accolto. Siamo al circo. Ma, e questo anche dall'ennesima misura, ma per quei 140 emendamenti a noi di Adesso Trieste è stato consentito di poter parlare complessivamente solamente 50 minuti, ovvero avevamo a disposizione
un minuto ad emendamento senza la possibilità di argomentare nessun tipo di altro emendamento. In questa situazione la nota positiva è che l'opposizione è molto compatta come mai. Noi a metà della presentazione dei nostri emendamenti, per quanto abbiamo corso nella loro illustrazione, non ci abbiamo fatto presentare più di metà, però c'è stata un'ottima iniziativa da parte del consigliere Giorgio Scrip, che ringraziamo, di Punto Franco, il quale ha sottratto e anche esaurito il suo tempo a disposizione per illustrare i nostri emendamenti, e nemmeno lui, esaurendo il suo tempo, è riuscito a illustrare tutti i nostri emendamenti. Gli ultimi emendamenti sono finiti senza presentazione, anche senza discussione, quindi direttamente ai voti per poi essere bocciati. Questo ci dà la misura di quanto si stia cercando un non confronto, ma non solo con le forze politiche là dentro, ma anche tra la maggioranza stessa. Ma il non confronto significa non dare potere alle cittadine, ai cittadini, il potere di voce che ci viene delegato nel momento in cui vi sono le elezioni, e significa sottrarlo prima di tutto a loro. E riteniamo che in una democrazia questo sia non solo inaccettabile, ma sia anche un qualcosa di inaudito e di violento. Allora andiamo ad ascoltare una telefonata, poi vi facciamo vedere alcune immagini relative alla notizia del quintale di cocaina che è stato sequestrato e arrestato il guidatore di un veicolo che è stato fermato a Fernetti. Intanto sentiamo chi è in linea, buongiorno. Ok, buongiorno carissimo. Prego. Niente, allora, una domanda precisa al vostro ospite, e non vorrei commenti o politica, no? Allora, primo, la cabinovia sì o la cabinovia no? Cioè senza tanti commenti o giri di parole o cose politiche. La sua posizione come cittadino, come politico, sì o no? Primo. Okay. Secondo, aspetto Venezuela. Io viaggio negli Stati Uniti, nel Sud America da diversi anni, e diciamo che 30 anni fa il Venezuela era un paese plus, cioè praticamente, facciamo un esempio, su un'unità del valore monetario del Venezuela si poteva comprare 3 volte il dollaro. Okay? Oggi abbiamo persone che manifestano su una realtà che non conoscono, perché la situazione dei Trentini è una che noi conosciamo perché è italiano, ma questo è stato soppresso, è stato preso senza ragione. Da chi? Da un dittatore, da un sistema dittatoriale, che poi veniamo a dire ma sì, Gaza, cioè andiamo a fare una flottiglia terrestre in Ucraina, come abbiamo fatto una flottiglia per andare a Gaza e a manifestare il nostro dissenso su quello che succede. Facciamo una flottiglia terrestre, andiamo in Ucraina, sul fronte, o anche a Leopoli, anche Kiev, dove arrivano le bombe, e cerchiamo di manifestare il nostro dissenso verso quello che fa Putin, che comunque potrebbe essere portato via dai Navy SEALs americani domani mattina. Difficile, però è un dittatore, perché no? E stessa cosa con quello della Corea del Nord. Per cui diciamo che la politica che sta applicando Trump non è una politica così fatta inventata durante la notte. Cioè a Trieste, 30 anni fa, c'era il consolato americano. Se noi non avessimo avuto gli americani che arrivavano a Trieste, oggi mangiavamo krauti o cevapcici e parlavamo inglese, parlavamo o tedesco o sloveno. Per cui cerchiamo di capire, tenere i piedi per terra. Dove siamo come concetto, come cultura? Siamo verso una cultura di carattere bolscevico, una cultura di carattere che sostiene i dittatori, perché giustamente l'America è intervenuta a cercare di arginare il traffico di cocaina che vediamo arrivare a Fernetti, che quella lì non arriva mica dalla Sicilia, arriva sicuramente dai paesi del Sud America, e ce n'è quante ne volete, e ci sono tutte corruzioni, vi ripeto, parlando concretamente e con conoscenza, che sono legate al narcotraffico. Cioè il Sud America è una giungla, per cui non andiamo a manifestare in piazza quando non sappiamo esattamente la cultura e la situazione di quel paese, perché in Venezuela e a Caracas la situazione era critica, cioè non potevi fare una mossa che eri subito dentro. Quello che è successo in Argentina, quello che è successo in Cile diversi anni fa. Ecco, per cui cerchiamo di avere una conoscenza precisa di quello che vogliamo dire, non andare così a seguire l'aspetto mediatico. Ecco, poi un'altra cosa, finisco, un grande applauso
a Tele4, che fa notizia veramente pratica, veramente concreta, veramente di cronaca, piuttosto che fare politica. Per cui bravi. Grazie, buongiorno. Grazie. La ringrazio, insomma. Si fa il massimo. Poi. Mi associo ai complimenti del telespettatore, che ringrazio ovviamente. Allora, per rispondere alla sua prima domanda in maniera secca, così come mi ha chiesto, Cabinovia no. Se poi posso permettermi... Se diceva Cabinovia sì, avevo un titolo del telegiornale di oggi. Quindi... Se posso permettermi anche una frase prego, di merito, certamente. diciamo che quei 30 milioni che sono appena stati spostati a bilancio proprio per andare a realizzare la Cabinovia, con tutto il seguito dell'emendamento che è sparito a Roma, vabbè. Però quei 30 milioni lì si potrebbero utilizzare banalmente per quello che ci dicevamo prima, ovvero per la riqualificazione del patrimonio pubblico, anziché buttarli al vento. Quindi sì, per me la Cabinovia non sta in piedi sotto nessun punto di vista. Rispondendo invece a quello che in realtà mi compete poco, perché non sono un analista geopolitico, però spenderò questi pochi secondi che ci rimangono per cercare di restituire una risposta che sia la più personale. Qui veramente parlo a titolo di Kevin Nicolini e di nessuna forza politica, ma quanto accaduto in Venezuela ci dà un po' la misura e i segni del momento che stiamo vivendo. Non ne farei una questione di partigianeria, ovvero purtroppo la politica, ma un po' tutte le cose in questo momento si stanno vivendo come due blocchi contrapposti, dove da una parte c'è il vero e dall'altra parte c'è il falso. In tutte le situazioni geopolitiche, queste in particolare, non abbiamo da una parte un santo e dall'altra parte il male. In questo caso io credo che ci siano due criminali, un criminale per la legge del più forte, che purtroppo è quella che sta governando il mondo in questo momento. Quello più forte ha sequestrato quello meno forte. Si dice che siano ragioni meramente economiche di petrolio, io non sono così d'accordo. Certo, c'è il più grande giacimento petrolifero in Venezuela, il più grande giacimento petrolifero al mondo, però va detto che secondo me quantomeno l'operazione, non c'entra niente il narcotraffico, su questo proprio stendiamo un velo pietoso, perché quella roba lì è propaganda pura da parte di Trump. Però forse il gioco che sta attuando Trump in complicità con anche Putin e altri dittatori che in questo momento stanno decidendo le sorti del mondo sulle nostre teste, il gioco di Trump è quello di eliminare il dissenso interno al paese e anche esterno al paese, ovvero tutti coloro che non si allineano a quella che è la sua leadership, come un Maduro banalmente, lui sta facendo la voce grossa, in modo tale da cercare di riunire quel consenso anche nei paesi limitrofi al Venezuela, nel Sud America, dove nel corso degli ultimi anni gli Stati Uniti hanno fatto e come numerose ingerenze, al fine di legittimare le prossime operazioni di Trump, perché Trump, io temo, non si fermerà al Venezuela. Io credo che Cuba e Groenlandia saranno i prossimi bersagli, e questi sono tutti tentativi per andare a legittimare le prossime operazioni. Il dato politico più preoccupante è che oggi, come l'ha detto anche il presidente Tajani qualche tempo fa, purtroppo il diritto internazionale vale fino a un certo punto, e forse è tempo che tutti noi cominciamo a preoccuparci seriamente di questa cosa, perché oggi è il Venezuela, ma è un attimo che domani sia l'Italia. Quindi c'è una paura anche verso l'alleato. Visto che la Danimarca è un paese NATO e la Groenlandia è territorio danese, infatti ieri, quando Trump aveva detto per noi l'isola della Groenlandia è strategica per la difesa, perché diventa un po' una terra di confine fra un mondo e un altro, laddove in verità si stimi che la Groenlandia serva più per questioni economiche più che geopolitiche, non tanto per l'estrazione di terre quanto per l'utilizzo di un terreno freddo per i server, visto che comunque oggi c'è un problema di raffreddamento dei sistemi di alto potenziale di calcolo, per farla breve, e la Danimarca ha detto sì, Trump, ricordati che noi siamo la Danimarca e ricordati che noi siamo alleati. Giusto così, nel senso...
io te lo dico, poi vedi tu. Questo è stato un po' un messaggio poco rassicurante, però. Quello diciamo di ci serve la Danimarca, come per dire vado a comprarmela, quanto ti devo, insomma, una cosa del genere. Però vedremo le mosse, intanto stiamo vedendo ancora le immagini della neve che ci sono arrivate via mail, la neve che è cominciato a essere interessante da un punto di vista anche di attecchimento al suolo nell'ultima ora a partire dalle 9 circa e che sta anche imbiancando l'altipiano. Poi nel corso dei telegiornali avremo più puntualità anche di immagine nel farvi vedere come questa spruzzata stia effettivamente contraddistinguendo l'inverno carsico di questo inizio anno. Nicolini, noi siamo arrivati al termine di Sveglia Trieste, non mi ha detto però, glielo chiedo in un minuto, l'anno che sarà, il 2026, in Consiglio Comunale. Ci auguriamo sia meglio dell'anno precedente, anche se i presupposti non sono dei migliori, sicuramente continueremo a fare ciò che la democrazia vuole che impone, che noi facciamo, ovvero della sana opposizione, che significa un'opposizione costruttiva, questo compatibilmente con una maggioranza che ci auguriamo, non so, le festività alla quale abbia portato maggior consapevolezze, in modo tale da avere un dialogo costante e appunto costruttivo per il bene prima di tutto soprattutto e unicamente della città in cui viviamo tutte e tutti. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Buon lavoro a voi. Ciao. Noi ci fermiamo qui con Sveglia Trieste, vi anticipo che la programmazione di domani sarà una programmazione festiva, quindi non ci sarà la trasmissione del mattino, pertanto noi ci rivedremo mercoledì a partire dalle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.